Sì, ci siamo, ti sentiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Scusate, scusatemi l'assenza, ma il dono dell'ubiquità non è ancora nelle mie capacità, almeno per ora. Approfitto per ringraziare tutte e due della presenza, sono Iovino. Ah, E buonasera, professor Iovino. avremo modo di risentirci poi per il discorso atti e quant'altro. Assolutamente sì, perfetto. Hai il materiale, hai le slide lì con te, Costantino, o Ah, le avevi allora, inviate qui? io le avevo inviate a Danilo Prefumo. Ora non so se sono arrivate. Sì, Danilo è arrivato adesso e quindi sta procedendo in questo momento. Così, perfetto. Intanto, In ogni caso, se vogliamo, posso cominciare a introdurre l'argomento. va bene, allora ti presento intanto e poi fai una illustrazione come ritieni opportuno, così Sì, sì, se perfetto. riusciamo a partire per tempo siamo poi anche in Sì, in perfetto carreggiata, orario nel seguito perfetto. della giornata. Grazie. Grazie. Allora, in realtà Costantino Mastroprimiano non ha bisogno di presentazione perché è uno dei maggiori specialisti di pianoforte storico a livello internazionale e anche si dedica molto all'aspetto musicologico, cercando di combinare la parte pratica con la parte teorica. Ha studiato con illustri maestri quali Michele Marvulli, Guido Agosti, Riccardo Brengola, si è dedicato allo studio del fortepiano, ovvero del pianoforte storico, e ha registrato per diverse case discografiche quali Tactus, Brilliant e Dynamic. Ha registrato in particolare l'integrale delle sonate di Muzio Clementi, ben 18 CD, e le sonate di Hummel, 3 CD per Brilliant Classic, e poi ha anche registrato composizioni per la Aulicus Classics, ha intrapreso la registrazione integrale delle sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven e oltre all'attività discografica tiene concerti presso importanti istituzioni italiane, oltre che straniere, estere. Ha tenuto numerose masterclass in tutta Italia, in Europa e negli USA e è stato invitato dall'Istituto Nazionale Chopin di Varsavia come docente per la masterclass preparatoria del concorso Chopin su strumenti originali. Attualmente insegna pianoforte storico e musica da camera presso il Conservatorio di Musica di Perugia. In questa circostanza, la sua attenzione è concentrata sul demonismo sulla tastiera nella prima metà dell'Ottocento e quindi ti cederei la parola nel momento in cui forse poi ti vediamo, perché in questo momento vediamo tutt'altro che te. Allora, io vi vedo, quindi, come dire, Benissimo, eccolo, anche noi perfetto. adesso. Buonasera a tutti, allora. Grazie. Ecco. Allora, buonasera Aspetta un e... attimo, c'è un problema tecnico di cui ti dobbiamo parlare. Chiedo scusa, sono il tecnico. Ah, Noi abbiamo la buonasera. slide qua sul nostro computer. Lei ce l'ha Sì, anche sul suo computer lì, sì, io tranquillamente posso dire ma poi sul quando si può dispositivo da cui è passare. connesso in questo Sì, momento? sì, sì. Quindi, Ok, perché semplicemente così può mandare avanti lei la slide ah, invece di... però aspetti un attimo, perché ce l'ho non praticamente su un dispositivo connesso, ma su un iPad praticamente Allora ne d'archivio. mando avanti io, magari mi dà Perfetto, sì, sì, un casomai le do cenno. io l'indicazione. Ok, Questo mi farebbe grazie, è un piacere va enorme, bene, no grazie. problem. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie ancora di avermi invitato. E quando il comune amico Danilo Prefumo mi ha instillato la curiosità per questa tematica, e cioè sul concetto di demonismo nella musica per tastiera della prima metà dell'Ottocento, e devo dire la verità che, come dire, ho capito che bisognava indagare molto su un certo tipo di modo di scrivere, ma anche su quello che è un rapporto fra quello che è il compositore e nello stesso tempo le facoltà che lo strumento consentiva al musicista di esprimere o comunque di esprimersi. Una domanda che appunto mi è sorta prima proprio
nell'inizio praticamente dell'impostazione della ricerca, è perché si parla in un certo senso, da un punto di vista esecutivo, di demonismo soltanto a partire da una certa epoca in poi. Cioè, vale a dire, tenendo presente che la categoria del demonismo è una categoria prima di tutto tecnico-meccanica, cioè vale a dire è stata comunque data come etichetta a personaggi come Paganini, come Liszt, come Alcan, che comunque avevano un approccio del tutto al di sopra degli usi, dei costumi e delle abitudini anche accademiche verso lo strumento, ma non per questo, per esempio, era stata data a grandissimi musicisti ed esecutori come nel passato e quindi prima del XIX secolo, come per esempio era stato lo stesso Bach o altri praticamente musicisti che hanno lasciato opere sicuramente al di sopra di una certa perizia strumentale oltre che compositiva. Effettivamente la prima testimonianza che si ritrova fra i musicisti della tastiera, eh, diciamo che fa riferimento a questo aspetto del demoniaco e comunque dell'associazione con quello che è l'entità del diavolo, poi vedremo poi in che senso, la ritroviamo in una aneddotica che viene riferita proprio alle prime composizioni, in particolare alla sonata opera 2 di Muzio Clementi, della cosiddetta Lesson of Octaves, cioè vale a dire la sonata, la composizione per le ottave, la quale praticamente veniva a stupire per il modo in cui lo stesso Clementi usava determinati meccanismi da un punto di vista meccanico, quale le ottave, oppure quale nel secondo movimento le doppie seste o le seste, che invece erano ritenute piuttosto ardue in quella che era l'educazione strumentale e anche, se vogliamo, nella prassi esecutiva e compositiva dell'epoca. Abbiamo un'esclamazione proprio riferita oltretutto all'aneddotica in perfetto vernacolo napoletano, che appunto da cui io mi esimerei sulla pronuncia, che paragona appunto al diavolo, scusate la pronuncia, i colleghi appunto partenopei o comunque campani, in cui durante, esimio appunto compositore della scuola napoletana, guardando le partiture di Clementi, esclama "Chist è un diavolo". Quindi l'idea del diavolo viene a un certo punto a essere associata a un qualcosa che va al di sopra della comune ricezione del messaggio o dello scritto musicale. Cioè, che poi questa affermazione venga e provenga comunque da Durante sorge ancora più, come dire, particolare perché le stesse composizioni di Durante, e possiamo passare alla slide 2 e poi anche contemporaneamente, se vogliamo, dopo alla slide 3, come si può vedere da questa toccata che è conservata presso il Conservatorio Benedetto Marcello, questo praticamente viene invece anche Durante aveva una grande capacità tecnico-meccanica e quindi di artifici di scrittura che erano poi collegati all'esecuzione stessa, che sicuramente non facevano impallidire, non dico le difficoltà successive del XIX secolo, ma che comunque che ne costituivano un ottimo saggio anche da un punto di vista di prova strumentale e compositiva. Quindi da questo punto di vista si parte da quello che, come possiamo dire in maniera un po' per parafrasare, dal buon diavolo dato praticamente a Clementi, per arrivare poi soltanto nei primi anni dell'Ottocento e soprattutto nelle prime decadi dell'Ottocento ad assimilare l'idea del diabolico o comunque del diavolo a quello che sono invece altri musicisti. In questo bisogna anche tenere presente che l'idea del diavolo come entità negativa o comunque entità diversa da quella che appunto era per i credenti può essere Dio o comunque insomma per altro, viene praticamente ad essere inserita anche in una dimensione, se vogliamo, della cultura dell'epoca. Sicuramente noi, soprattutto noi del territorio italiano, dei paesi mediterranei, diamo al diavolo quello che è un'accezione assolutamente negativa, cioè vale a dire il diavolo è tutto ciò che non è il bene e tutto ciò che può condensarsi in quello che è il male. Non sempre questa stessa accezione, che sicuramente viene ad essere, come dire, influenzata
dall'etica della Chiesa cattolica, viene ad essere vista invece da un punto di vista della cultura europea. Al diavolo vengono praticamente associate categorie di caratteriali che non sempre sono soltanto negative. E qui potremmo passare alla slide 4, visto che la 3 appunto, ecco, alla slide 4, dove praticamente si vede una composizione per pianoforte di John Fields, la quale composizione viene praticamente ad essere proprio quella che è una canzone in cui il diavolo diventa quasi complice come idea di quella che invece è una marachella oppure una fuga d'amore, oppure se vogliamo quello che è un complice, un commilitone, un qualcosa che ha a che fare col cameratismo, in azioni che di fondo non sono onesti o se vogliamo legittime, ma che grazie al carattere un po' burlesco, un po' popolaresco che l'idea del diavolo ha in questa cultura europea e mitteleuropea, viene praticamente ad essere del tutto, come dire, snaturata rispetto a quella negativa e a quella, come dire, da peccato che invece i paesi mediterranei venivano a connotare. La partitura che vedete appunto sullo schermo è la prima pagina appunto di questa tema e variazioni su questa canzone irlandese, su questa song irlandese fatta appunto da John Fields, su cui praticamente viene a fare delle variazioni, ma il cui carattere non ha assolutamente nulla che poi potremmo riscontrare in una connotazione di qualche decade successiva e in particolare dalla metà degli anni 20 soprattutto in poi. Che cosa era successo nel frattempo? Perché naturalmente la concezione e l'accezione che l'idea del diabolico e l'idea del demone fossero qualcosa fra il bonario e il burlesco a qualcosa invece di differente, stranamente viene a coagularsi nel momento in cui c'è una separazione sociale e culturale fra due figure che appunto vengono ad assumere sempre più un iato fra di loro. Detto questo, mi riferisco a quello che è la concezione fra compositore e interprete. Vale a dire, oggi noi abbiamo nella nostra cultura e in quella che è la cultura, se vogliamo, come dire, normale, insomma, dell'attività concertistica, dell'attività anche didattica e formativa, una carriera, come dire, di compositori che ha una sua connotazione più teorica e invece quella che è una carriera, una formazione di interprete a cui non necessariamente vengono, non dico attribuite, ma vengono richieste attività di composizione, quindi speculative sulla scrittura della musica. Questa è una concezione del tutto moderna che invece viene ad essere invece ancora in vigore, se vogliamo, fino alla prima metà dell'Ottocento. E se vogliamo, anche fino a dopo l'Ottocento abbiamo normalmente delle testimonianze fonografiche, anche a parte quelle storiografiche, di compositori che suonano soltanto la loro musica oppure che poi a poco si allargano anche come repertorio. Pensiamo a Prokofiev, ma soprattutto pensiamo a Rachmaninoff, che è un compositore ma ha lasciato in un certo senso come dire, tracce anche della sua connotazione di interprete o di altri compositori. All'epoca il compositore, il musicista in senso lato, ma anche in senso omnicomprensivo, era colui il quale soprattutto eseguiva proprie composizioni. Quindi di conseguenza il musicista doveva essere in grado di eseguire la propria musica che componeva, e attraverso l'esecuzione delle proprie composizioni dimostrare quelli che erano parametri di competenza compositiva e anche e soprattutto di competenza esecutiva. La competenza esecutiva ovviamente era in relazione a una richiesta sociale che avveniva dopo soprattutto le grandi rivoluzioni della fine del Settecento, a una richiesta di riscatto sociale dell'usufruire di un concerto, comunque di esibizioni a pagamento, per cui la nuova borghesia, la nuova classe dirigente poteva, attraverso il pagamento del biglietto, esigere
quello che è un certo prodotto non tanto e solo speculativo, ma anche in un certo senso di spettacolo. E questo è anche una delle ragioni per cui abbiamo quello che è, come dire, il simbolo maggiore del grande istrionismo, se vogliamo, ma non nell'accezione negativa, del compositore che testimonia una novità nell'aspetto esecutivo. Ovviamente sto parlando e mi sto riferendo a Niccolò Paganini, che in un certo senso fu la figura che, anche se teniamo presente, ma non sta a me ricordarlo in questa sede, la grande capacità di cosmopolitismo che la sua attività esecutiva ebbe, tenendo presente quelle che erano le difficoltà dell'epoca, sia per spostamenti, sia a livello editoriale, insomma, sia a livello logistico, che però seppe imprimere una svolta importantissima in quello che è il modo, soprattutto verso le nuove generazioni, di comporre musica per il proprio strumento e di eseguirla in una certa maniera. Per esempio, uno dei compositori su cui l'ombra del demonismo o comunque dell'ispirazione, del significato del demonio come termine medio fra ciò che non si sa fare normalmente e ciò che invece solo pochi sanno fare, è appunto, per esempio, Frédéric Chopin. Su Frédéric Chopin pochissimi, per esempio, hanno steso quello che è un'idea di influenza diabolica nel cosiddetto patto col diavolo. Il patto col diavolo era un po', scusatemi il paragone, un po' come la ghiandola pineale di Cartesio, cioè era un po' l'alibi culturale e sociale che riuscivano praticamente a dare quando alcuni compositori che conoscevano lo strumento e lo usavano in maniera del tutto innovativa e antiaccademica rispetto alle prescrizioni precedenti, potevano riuscire ad ottenere non soltanto sulla carta, ma anche con quelle che erano le proprie, come dire, esecuzioni e quindi la resa sonora di quella che era il segno scritto. Normalmente in Chopin non abbiamo una aneddotica che possa far avvicinare il demonio o comunque il senso del trascendentale sia come difficoltà sia come significato alcune caratteristiche musicali che poi esamineremo in altri autori, eppure ci sono due composizioni che vengono ad essere legate a questo senso appunto di demonismo, proprio nel senso di particolare difficoltà esecutiva e soprattutto anche alcuni caratteri, come dire, di arguzia armonica che poi ritroveremo in altri compositori dello stesso periodo per tastiera e che fanno riferimento all'idea appunto del demonismo. Possiamo passare per esempio alla slide successiva 5 e 6. Ecco, questo foglietto che non so, non è abbastanza famoso, è un foglietto che è stato ritrovato fra le carte di Chopin contiene lo schizzo, ma forse anche più di uno schizzo, diciamo una bozza, nel senso di non messa in bella copia, in bella scrittura, di quello che è una composizione che hanno i maggiori studiosi, sto parlando di Jean-Jacques Heideldinger per dirla, ha catalogato come un preludio, il cosiddetto preludio numero 27. Sappiamo che appunto le raccolte, le preludio come raccolta opera 28 ne contiene 24 in tutte le tonalità minori e maggiori. E poi abbiamo l'opera 45 che è un astratto, poi abbiamo un preludio in la bemolle che è un altro foglio d'album e poi nelle raccolte non viene in genere presentato questo cosiddetto preludio numero 27. Se passiamo alla slide successiva ne vediamo la trascrizione in caratteri cosiddetti moderni. Non solo, ma vediamo anche che nella dottrina questo è stato dato il sottotitolo di Trillo del Diavolo, che mi sembra un po', come dire, apparentemente fuori posto secondo l'estetica chopiniana, ma nello stesso tempo ci può servire come esempio proprio perché non appartiene a un compositore o comunque a uno strumentista esecutore come dire, che possa facilmente essere tacciato di demonismo. Anzi, normalmente nella vulgata interpretativa e didattica Chopin è sempre l'opera poetica, sentimentale, triste, pieno di nostalgia, eccetera, eccetera, o perlomeno questo è quello che vogliono farci, come dire, pensare in maniera predominante.
Quelle che sono praticamente le caratteristiche di questa scrittura è una caratteristica di una scrittura difficile, irregolare nella postura e soprattutto anche molto praticamente irregolare in quella che è la conduzione armonica. E soprattutto viene ad essere piena di artifici in cui, per esempio, le estensioni, parlo per chi appunto ha cognizioni anche di postura sulla tastiera, le decime e quelli che sono i salti, in un certo senso, di estensione della mano destra, vengono ad essere correlati a dei meccanismi di agilità che si sostanziano nei trilli alla mano sinistra, con un'armonia pressoché fondata su dissonanze, intervalli di un certo tipo e nello stesso tempo su una procedura cromatica, che vengono a indicare alcuni elementi che troveremo costanti, come ho già preannunciato, in altri compositori di più conclamato, diciamo, demonismo nell'ambito tastieristico. Voglio praticamente un altro solo per ricordarvi, e questo lo dice anche da un punto di vista come dire, di immaginazione, di visionarietà che si aveva all'epoca con l'idea del demoniaco, del demonismo sulla tastiera nell'Ottocento. E per esempio, e molti di noi forse sorrideremo oggi, ma è sintomo di quello che è un sentire culturale dell'epoca, è che per esempio l'edizione inglese del primo scherzo dell'Opera 20 viene praticamente ad essere citato nell'edizione inglese col sottotitolo, e qui prima di annunciarvelo premetto che gli inglesi, a differenza di Chopin e dell'Europa continentale, amava per motivi editoriali, anche per motivi un po' come dire di suggestione commerciale, dare sempre titoli alle composizioni, anche a quelle di Chopin. Non a caso, per esempio, quelli che sono alcuni titoli degli studi derivano proprio da una tradizione editoriale inglese. Ma per ritornare allo scherzo Opera 20, il primo scherzo viene chiamato Banchetto infernale. Quindi l'idea del diabolico viene a essere dato da una certa concitazione dell'andamento a quelle che sono dissonanze, intervalli e appoggiature più o meno cromatiche e stridenti che la parte iniziale, accordale, armonica di questo praticamente, di questa composizione può suggerire come idea. Io adesso passerei all'altra slide, se possibile. Perfetto. Questa slide invece ci spostiamo con questa attenzione, siamo sempre in Francia, a quella che invece è una conclamata idea del demonismo. Stiamo parlando di un autore che era intimo di Chopin da un punto di vista, come dire, di amicizia, ed era anche, come dire, un pianista e un compositore molto particolare, anche che era, come dire, nell'agone del panorama pianistico e tastieristico della Parigi degli anni 30, 40 e successivi, comunque della prima metà, che è Charles Valentin Alcan. Alcan viene praticamente ad essere un personaggio sicuramente diciamo sui generis in quello che era il panorama sia compositivo e di conseguenza anche tastieristico, ma che nella sua, in un certo senso, opera viene a fare più volte riferimento a un senso del demoniaco o del diabolico. Il senso del demoniaco e diabolico qui con Alcan comincia ad avvenire prima di tutto su una estremizzazione della difficoltà della scrittura pianistica. Quindi, al pari del cosiddetto patto col diavolo, che veniva ad essere, come dire, citato per certe esibizioni o per certe scritture paganiniane, anche qui il concetto di difficoltà estrema, lontana dalla, come dire, dalla cosiddetta umanità che potevano avere gli strumentisti e i compositori dell'epoca, viene a essere subito portata su quello che era un qualcosa di ultraterreno, che in questo caso era appunto l'idea del demoniaco. Nella sua opera bisogna anche dire che forse anche in virtù del fatto che lui apparteneva a una famiglia, a una ricca famiglia di cultura ebraica, fra le tante, come dire, bizzarrie, sappiamo benissimo che lui si era messo in testa di scrivere un'opera sull'intera Torah. Credo che avrebbe fatto impallidire qualsiasi tetralogia wagneriana successiva a livello di lunghezza. Non sappiamo di risultato, ma sicuramente di lunghezza. Ma oltre a questo qui, lui proprio in quanto
diciamo appassionato della Cabala, appassionato alchimista, appassionato anche di alcune entità in un certo senso esoteriche che facevano parte della sua vita culturale e sociale, immediatamente, appena può in un certo senso, soprattutto nei primi anni di grande, come dire, agone concertistico e compositivo, stiamo parlando della Parigi del decennio 30-40, quando risiedeva a Parigi Liszt, Chopin, c'era Berlioz che aveva scritto la Sinfonia Fantastica, quindi diciamo c'era un fermento da un punto di vista di novità e di avventura compositiva ed esecutiva. Diciamo che Parigi era un po' come dire, aveva soppiantato nella cultura musicale e soprattutto pianistica quella che era stato Vienna. Tant'è vero che ormai Vienna era ormai in un cul-de-sac culturale e organologico, mentre invece a Parigi si inventavano nuove strategie sui pianoforti, si inventavano nuove scritture e soprattutto i pianisti si mettevano veramente alla prova sulle capacità che lo strumento e anche la tecnica, il meccanismo pianistico poteva offrire. Ritornando appunto ad Alcan, proprio in quella che è la sua unica sonata, che è una grande sonata opera 33, che si divide in 4 movimenti, ogni movimento viene ad essere dedicato a una decade dell'età dell'uomo. Quindi abbiamo 20, 30, 40 e 50. Adesso diciamo che noi dovremmo invitare a scrivere Alcan altri movimenti, almeno per quello che mi riguarda, ma insomma si è fermato a 50, forse ha fatto una media su quella che era la vita dell'epoca, in un certo senso nella Parigi dell'epoca. Comunque, dati biografici a parte, quella che è praticamente la sonata viene praticamente ad avere nell'ambito dei 30 anni, cioè il secondo movimento, un accenno effettivo a quello che è l'entità diabolica. Credo che possiamo andare sulla successiva slide, dove possiamo vedere proprio al terzo rigo, nella terza battuta, la didascalia Le Diable. Si tratta quindi di una non appellativo che fa riferimento alla difficoltà della scrittura e della sua resa, bensì si fa riferimento a un'entità personificata il cui significato è sostanziato in quello che è il segno musicale. Anche perché lui scrive che in quel momento lui descrive l'entità diabolica o comunque del diavolo. Allora, quindi come vedete è molto importante questo movimento, come è molto importante anche la figura di Alcan, perché anche alla luce di Alcan bisogna vedere alcuni elementi, come si dice, di compositori successivi, uno a caso, Franz Liszt, che fecero di alcune allusioni all'entità del diavolo o comunque in quello che era l'entità del negativo, un certo manifesto per alcune composizioni, alcune, diciamo, poetiche, non soltanto compositive. Per quanto riguarda il secondo movimento della grande sonata di Alcan, è molto interessante vedere che questa sonata è stata scritta molti anni prima di quella che è stata la sonata in Si minore di Franz Liszt. Perché cito la sonata in Fa minore? Sappiamo benissimo che la sonata in Fa minore di Liszt, in Si minore di Liszt, scusate, è sintomo di una trascrizione programmatica di quello che è la poetica del Faust di Gounod, ed è importante sottolineare Gounod perché vedremo che la figura del Faust nell'universo poetico ed estetico listiano viene ad essere proprio una figura che viene ad essere suddivisa fra 2 visioni dello stesso personaggio e della stessa lotta fra il bene e il male. Per quanto riguarda la sonata per Goethe, scusate, e per quanto riguarda invece, avevo detto Gounod, scusatemi, avevo fatto un'associazione del teatro musicale, e invece per quanto riguarda altre composizioni sempre dedicate al diabolico, invece al Faust di Lenau. Ma ritornando al diabolico che viene a essere descritto nel secondo movimento della sonata di Alcan, a parte, come potete tranquillamente vedere, un gesto pianistico e un gesto anche armonico assolutamente pieno di dissonanze, di apparenti, neanche poi tanto, diciamo, di scritture di difficoltà e di coordinazione anche muscolare fra quelle che sono le 2 mani, si ha a un certo punto l'apparizione del diavolo. E non a caso la cosa divertente, se vogliamo, da notare, è che proprio
Al-Khan suggerisce poi, o comunque, se vogliamo, Liszt non credo sia stato assolutamente non influenzato dal modo in cui viene ad essere presentato l'apparizione del diavolo o comunque l'idea del negativo anche nella stessa sonata. Se per favore possiamo tornare alla slide precedente. Ecco, grazie. Vediamo che quello che è praticamente l'idea di alcune figure sfuggenti come le doppie terzine, con quelle che sono anche dei motti, cioè vale a dire degli unisoni fra le due mani, uniti a quelli che sono determinate figure che sono simili praticamente a quelle che potevano avere anche, per esempio, nell'introduzione della sonata in Si minore, vengono poi a essere poi convogliate e coagulate, qui possiamo passare a quella successiva che appunto abbiamo già visto, in quella che è l'apparizione del diavolo, che appare dopo un gioco gestuale, un po' quasi, come dire, un po' da ipnosi gestuale, che precede poi l'apparizione vera e propria con grandi accordi all'unisono fra le due mani che servono proprio a testimoniare un'apparizione definitiva di questa entità, che trova il parallelo in quello che è il gioco di ottave dell'inizio, dopo l'introduzione del lento e quando comincia il primo allegro della sonata, che lo stesso Liszt viene a fare nella stessa forma, cioè una preparazione che viene a sorgere ritmicamente da una tonalità o di piano comunque di sfuggente da un punto di vista ritmico, statico, e nello stesso tempo poi che si trasmuta in sfuggente dopo l'apparizione, ma l'apparizione viene ad essere esattamente nella stessa maniera, cioè con un parallelismo di tessiture, di ottave o di accordi in ottava che vengono a scolpire in un certo senso l'apparizione del diavolo. La stessa cosa Costantino, di... scusami, Prego? ti devo interrompere per chiederti di arrivare alle conclusioni Sì, sì, perché... sì, Sì, perfetto, grazie. perfetto. Allora, le conclusioni sono, citando appunto subito Liszt, così come dire andiamo verso un'altra, diciamo, coagulare queste conclusioni, se possiamo andare su quelle successive, queste che sono alcune premesse listiane, ancora dopo, per favore, grazie. Ancora perché così, ecco, perfetto, grazie. No, 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 ecco, perfetto. Quello che vediamo è appunto la slide dedicata alla prima composizione effettiva che Liszt dedica all'idea del demoniaco, e vale a dire il primo Mephisto-Vals. Il Mephisto-Vals viene praticamente ad essere un tema, anzi la Mephisto-Vals per essere precisi, viene ad essere un tema che viene riprodotto in varie forme nel panorama listiano. Abbiamo non soltanto quattro Mephisto-Vals, una bagatella sans tonalité che viene catalogata anche come ulteriore Mephisto-Vals, e poi una Mephisto-Polka. Cosa hanno in comune questi? Prima di tutto hanno in comune il fatto di alcuni intervalli, come per esempio le quarte aumentate, il fatto appunto di avere del cromatismo che addirittura è talmente fuori della portata cosiddetta umana che nell'ultima bagatella senza tonalità viene ad essere appunto astratta proprio perché non è catalogabile in un universo, in un certo senso, armonico. Quindi l'idea del demoniaco in Liszt, che appartiene attraverso il Faust di Goethe nella sonata, e per quanto riguarda invece il Faust di Lenau, quindi che è molto più vicino a quello che era il diavolo della canzone irlandese, se vogliamo, di Fields, cioè più burlone, più complice nell'umanità, vengono ad essere altri due aspetti che attraverso la difficoltà meccanica e attraverso la difficoltà anche armonica vengono un po' a coprire quelli che sono i tre personaggi principali di quello che è il demonismo, soprattutto romantico, nell'area tedesco e francese nella prima metà dell'Ottocento. Grazie. Grazie a voi. Se ci sono domande o se abbiamo il tempo per alcune domande. Le esemplificazioni che ci hai fornito sono fantastiche, veramente ci hai portato a considerare anche proprio certi dettagli nella scrittura che sono molto importanti e è stato veramente ricco di spunti anche proprio di riflessione proprio sul cambiamento, no, di questo del concetto di demoniaco come hai evidenziato nella tua prima parte, e poi la serie delle esemplificazioni
generazioni che ci hanno dimostrato proprio come tecnicamente le cose stiano cambiando. I tempi ci costringono appunto a interrompere qui. Se puoi rimanere collegato, magari raccogliamo le domande che magari qui il pubblico vuole rivolgerti dopo Sì, sì. la terza relazione, se ti è possibile. Ecco. No, se mi dite più o meno mi ricollego Abbiamo volentieri. Walter Zidaric che adesso parlerà e poi Stefania Montonati. Poi vorremmo fare, se il tempo ce lo consente, una piccola pausa e quindi magari in quel momento possiamo raccogliere le domande che qui il pubblico può Va bene, quindi pensare di diciamo rivolgerti. per essere, scusate, poco Un'oretta al elegante, ma un po'. massimo, Ecco, direi. fra un'oretta riapparirò Sì. sicuramente allora. Grazie ancora della pazienza e grazie Grazie, dell'ospitalità. grazie a te per il tuo contributo prezioso. Grazie. Grazie ancora. Se adesso possiamo passare al collegamento successivo, che è quello con Walter Zidaric, parleremmo del Paganini demoniaco, ma non solo, e la Francia. Ecco questa nuova prospettiva, ampliamento ulteriore del termine demoniaco. Presento Walter Zidaric, slavista italianista, professore ordinario di lingua e letteratura italiana all'Università di Nantes in Francia. Si è laureato in lingua e letteratura russa all'Università La Sapienza di Roma e ha poi conseguito il dottorato di ricerca in studi slavistici presso l'Institut National de Langue et Civilisation Orientale di Parigi. E in seguito ha vinto il concorso dell'aggregation d'italiano. La sua tesi di dottorato dedicata al compositore Dargominski e alla sua opera Russalka è stata pubblicata nel 2003 da L'Harmattan a Parigi. Poi è autore di altre monografie pubblicate sia in Francia che in Italia dal nostro LIM di Lucca. Dico nostro perché è uno degli editori più scatenati in ambito musicologico e non solo, per la verità. L'ultima sua fatica probabilmente, non so, stando a questo curriculum, poi magari nel frattempo la vulcanicità di Walter lo ha portato a fare altro, è legata a una riflessione sull'opera Last Screen ispirata alla novella Lontano di Luigi Pirandello, musicato da Paolo Rosato. Quindi gli lascio la parola oggi, in cui si concentra invece sul nostro buon Paganini. Prego. Grazie Maria Teresa. Allora io ringrazio tutti, sono molto onorato di essere tra voi specialisti, esperti di Paganini, cosa che io non sono affatto. Quindi mi sono concentrato su Paganini e la Francia. Condivido con voi le mie slide. Mi dite se funziona? Sì. Funziona, perfetto. Allora, io avrei declinato il mio breve intervento in 3 tempi, così per essere più chiaro. In un primo tempo la rappresentazione di Paganini del demoniaco in Francia, in un secondo tempo il demoniaco nell'opera francese fra il 31 e il 56, e poi mi permetto un salto cronologico, essendo io anche un po' slavista, verso l'Unione Sovietica, capirete perché alla fine. Riesci ad ingrandire un pochino il video, magari facendo una modalità diversa di presentazione? Sì, forse sì. Grazie. Perché vediamo però è tutto molto francobollo e Allora, quindi aspettami. In questo modo? ecco, così è magnifico, grazie. Perfetto, ecco, quindi questo diciamo è la mia scaletta. Sì. Allora, comincio con un primo ritratto, forse uno dei rari ritratti che raffigura Paganini, come dire, come se fosse una persona, metto le virgolette, normale, cioè non dall'aspetto demoniaco, ma come un musicista romantico di primo Ottocento, un ritratto a matita di Ingres fatto a Roma nel 1819 che oggi è conservato al Louvre, forse uno dei rari ritratti che lo ritraggono diciamo, in queste fattezze. Già dal 1828, infatti, circolano immagini di Paganini, questa viene dalla Germania, una caricatura che lo associa, come vedete bene, alle danze macabre, al diabolico, ed è questa immagine ed è questa nomea che arriva rapidamente in Francia attraverso la Germania tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, prima del suo arrivo a Parigi, come abbiamo sentito stamattina. Ecco, l'immagine diabolica, demoniaca, leggendaria, che contribuisce a modellare nella prima metà dell'Ottocento quella iconica di Paganini, è stato scritto, emana da una serie di fantasmi, angosce e desideri
che prendono origine dal contesto politico, sociale e culturale. Le caratteristiche eccezionali, mostruose di Paganini si giustificano agli occhi dei contemporanei in quanto derivanti direttamente dal demonio, e il violino nel folklore è spesso associato al diavolo. Chiaramente siamo in epoca romantica, ma il diavolo è già entrato da qualche tempo nella letteratura, e nella letteratura francese in particolare, e dunque il terreno è già propizio quando Paganini arriva in Francia. Preceduto ad esempio da quanto scrive Heine nel 1830, dopo un concerto al quale ha assistito, e sul palco comparve finalmente una figura scura che pareva sorta dall'inferno. Ecco, quindi qui viene dato il là, e questa sarà l'immagine alla quale Paganini sarà associato nel corso degli anni. Infatti già in una riproduzione del 1600 vediamo la morte o il diavolo che suona il violino, quindi lo strumento del violino è associato in particolare al macabro. Precursore in Francia è stato nominato stamattina, se non mi sbaglio, è Jacques Cazotte, che scrive questo Diable amoureux nel 1772, ma per la Francia è molto importante la traduzione del Faust di Goethe da parte di Gérard de Nerval nel 1828. E poi, chiaramente, conoscete benissimo queste due immagini, suppongo, tutto era stato preceduto dalla pubblicazione e dalla messa in vendita nel 1824 della famosa litografia a sinistra di Louis-Léopold Boilly, Il sogno di Tartini, dove si vede il famoso Tartini all'origine della leggenda diabolica che contempla dal suo letto in sogno il diavolo che suona il violino. Qui vediamo due esemplari allo specchio, il secondo a destra è la litografia del figlio di Boilly che, come vedete, ha fatto esattamente l'opposto, e poi il Trillo del Diavolo, pubblicato alla fine del Settecento, ma sono cose che voi conoscete benissimo e sulle quali non mi soffermo. Ecco, Paganini è associato in modo evidente da subito con il diavolo, e il diavolo non ci sono dubbi sul fatto che sia il partner del virtuoso. Già nel 1831 abbiamo una rappresentazione diversa di Paganini. Questo è Delacroix che, dopo aver ascoltato Paganini in concerto a Parigi, lo dipinge in questo modo. Quindi vediamo già il lato funereo, se volete, per non dire altro, di Paganini. Dal 1830 nella letteratura francese abbiamo una serie di novelle, di racconti brevi che trattano il diavolo, sia in termini musicali, come questa di Berthoud, La sonata del diavolo, o anche in altre novelle meno musicali. Ne abbiamo una sfilza che coincidono proprio con l'arrivo e l'apparizione di Paganini a Parigi in quegli anni. Berlioz, che è stato nominato più volte, incontra Paganini nel dicembre del 32 e lo descrive in questi termini. Vi traduco non tutto rapidamente. Dice, e finalmente, proprio per il colmo della felicità, un uomo, quando il pubblico fu uscito, un uomo dai lunghi capelli, dall'occhio acuto, dall'aspetto strano e distrutto, un posseduto dal genio, un colosso tra i giganti che non avevo mai visto, e il cui primo aspetto mi turbò profondamente, mi attese da solo in una sala, mi fermò mentre passavo per stringermi la mano, mi riempì di elogi cocenti che mi incendiarono la testa e il cuore. Era Paganini. Quindi lo stesso Berlioz non parla di Paganini come di un diavolo, ma come Paganini posseduto dal genio, e questo incontro fra i due personaggi farà sì che Paganini, che tutti descrivono come avido, come tirchio, come un personaggio assolutamente attaccato ai soldi, prima di lasciare Parigi nel 1938, invierà invece a Berlioz un assegno di 20.000 franchi con un bigliettino in italiano in cui dice: morto Beethoven, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere. E Berlioz dedicherà a Paganini la sua sinfonia Romeo e Giulietta del 1939. Paganini però non è soltanto visto come diabolico dalla letteratura e dai letterati francesi. Per esempio Balzac è uno di quelli che si smarca dai contemporanei, e Balzac si interessa a Paganini come al prototipo dell'artista demiurgico. Balzac dirà in vari scritti, romanzi, racconti, o qui ne ho messi sì, alcuni, ma ce ne sono altri ovviamente,
che la prodezza, l'abilità dell'artista sono dovute a un lavoro costante, accanito, che non si ferma mai e che il musicista persegue uno scopo preciso: spingersi verso l'assoluto, spingersi oltre i limiti della propria arte, rivaleggiare con il creatore. E ovviamente in tutti questi scritti Balzac si proietta nella figura di Paganini, trovando nella figura di Paganini il destino dell'artista ideale. Quindi non un Paganini diabolico, ma un Paganini creatore. Baudelaire, ad esempio, è fra i rari scrittori francesi che evoca Paganini in una scena di vita quotidiana. Lo raffigura, prima che diventi famoso, come una specie di zingaro ambulante e ne mette in evidenza sia la cupidità divenuta leggendaria quanto la reputazione di seduttore, di personaggio diabolico. Qui ho la lunga citazione, ma non ve la leggo e non ve la traduco. Mi interessa farvi vedere verso la fine che dice Paganini, insomma, ci teneva i soldi e gestiva la borsa di questi due personaggi, uno spagnolo e lui stesso, che girovagano, e Paganini era come i vecchi, che temono sempre di mancare di qualcosa. Quindi non si parla né di artisti, non si parla né di diabolico, ma si parla di tutt'altro. Nel campo musicale francese io mi sono limitato a 3 esempi in cui compare la figura del diavolo, c'è qualcosa di diabolico. Ovviamente Meyerbeer, perché scrive quest'opera, Robert le Diable, nel 1931, quindi uno dei primi grand opéra con libretto di Scribe de la Vigne, che si basa su un adattamento di una leggenda medievale del personaggio di Robert le Diable. Chopin assiste alla rappresentazione a Parigi nel 1931 e vedete quanto scrive: se mai la magnificenza fosse apparsa in un teatro, dubito che abbia mai raggiunto il grado di splendore che ho trovato in Robert. Un capolavoro, Meyerbeer è diventato immortale. Questa leggenda di Robert le Diable, ci sono varie varianti, la più antica versione risale al 200. Robert, figlio del duca di Normandia, in realtà è figlio del diavolo e di una donna, la quale, non potendo avere figli, si era rivolta al demonio ed era stata esaudita con la nascita di questo giovane. Si tratta di un adattamento libero, ma soprattutto nell'opera, diciamo, viene soprattutto messo in evidenza la lotta fra il bene e il male, quindi c'è una edulcorazione della leggenda medievale, ma soprattutto nel terzo atto e nel secondo quadro si assiste a un fatto che è conosciuto da chi conosce l'opera francese, a un ballo di suore dannate che danzano intorno alle tombe di un cimitero in un baccanale infernale. Altra opera che parla del diavolo, ovviamente, La Damnation de Faust di Berlioz del 46. Anche questa si ispira ovviamente al primo Faust. Come sapete, senz'altro è stato un fiasco monumentale che poi Berlioz ha rielaborato per la seconda versione, che è stata lo stesso un fiasco. Ma inizialmente Berlioz aveva immaginato un balletto, di cui forse la collega che viene dopo di me ci parlerà. Non trovando nessun editore che pubblichi questo suo lavoro, Berlioz paga di tasca sua la pubblicazione di queste 8 scene. Nel 1829 le invia a Goethe, ma non riceve da Goethe mai nessuna risposta. Anni dopo, nel 1945, riprende sempre la famosa traduzione di Gerard Nerval di Faust, si fa aiutare da un altro librettista e mette a punto questa sua opera che, come dicevo, non ha successo. Berlioz viaggia e terminerà poi questa composizione a Parigi nel 1846. Le 2 rappresentazioni parigine sono un fiasco, non ci saranno altre rappresentazioni in Francia mentre il compositore è vivo e quindi Berlioz emigra sui consigli di Balzac, va all'estero, arriva fino in Russia, a San Pietroburgo e a Mosca, dove la sua musica è molto amata e quindi insomma riesce a raggruzzolare un po' di soldi.
Questa Damnation de Faust verrà risuscitata soltanto nel 1877 a Parigi da due diversi direttori d'orchestra, con due diverse orchestre, e verrà poi rivalutata definitivamente. Quello che è importante, mi sembra, in questa opera di opera non opera, perché è un oratorio di Berlioz, è l'importanza del coro, che è un vero e proprio personaggio, una particolarità che forse non trova similarità in altri lavori contemporanei. Abbiamo una serie di cori, di contadini, di canti di Pasqua, di silfi, scusate, di vicini, di angeli, con voci maschili, voci femminili, voci miste, voci bianche. E soprattutto quello che mi interessava qui ricordarvi è che c'è in quest'opera plurilinguismo, nel senso che l'opera è senz'altro in francese, ma c'è anche un coro di studenti in latino, ma soprattutto nella parte del Pandemonium c'è una lingua inventata che Berlioz definisce lingua infernale. Quindi lui dice nello spartito coro di demoni, tanto numerosi quanto possibile, coro in lingua infernale. Allora, non so se abbiamo il tempo di ascoltarlo, altrimenti lo ascolterete dopo, tranquillamente. Io vi ho soltanto qui riportato il libretto per farvi vedere, per ricordarvi a che cosa assomiglia questa lingua infernale. Credo che sia un esempio più unico che raro, se non unico nella storia dell'opera, di una lingua totalmente inventata, chiamata lingua infernale, all'interno di una composizione di teatro musicale. Quindi non so se sia traducibile in qualche lingua, non so esattamente cosa vogliono dire queste cose, ma forse non lo sa neanche Berlioz, però ecco, era un esempio che mi interessava farvi vedere. Questo Pandemonium è chiaramente ispirato all'opera di Milton, Il Paradiso Perduto, e questo è una raffigurazione che si trova oggi al Louvre di John Martin. Ecco, l'ultima opera di cui vi dico due parole è ovviamente il Faust di Gounod, altra opera sempre a partire dal Faust di Goethe, rappresentata a Parigi nel 59, sicuramente la seconda opera francese più famosa al mondo, che continua ancora oggi a circolare nei teatri di repertorio. Ecco, Gounod cede al fascino di Goethe e del Faust. Nella sua autobiografia ci dice che aveva letto il Faust nel 1938 quando aveva 20 anni e che quando partì a Roma nel 1939, avendo vinto il premio, il Prix de Rome per la composizione musicale, e quindi era alla Villa Medici a Roma, si era portato dietro il Faust di Goethe che non lo lasciava mai. Quindi c'è una specie di amore ossessivo per questo lavoro. Poi addirittura dice che la prima ispirazione musicale gli viene a Capri e a Napoli mentre fa passeggiate notturne, e questo progetto si concretizza a partire dal 1945, quando c'è soprattutto la spinta di questo famoso direttore di un teatro parigino, Léon Carvalho, che lo spinge a scrivere. Il librettista che collabora con lui aveva tra l'altro scritto un dramma intitolato Fausto e Margherita, rappresentato a Parigi in quegli anni. Ecco, una brevissima e rapida immagine molto famosa di Sciagliapin nel Mefistofele, dal Faust di Gounod nel 1915. Sciagliapin è stato fra i maggiori interpreti del personaggio, come anche del Mefistofele di Boito, ai primi del Novecento. Nel Faust di Gounod abbiamo ovviamente anche il Sabba delle streghe, nella notte di Walpurgis, nel quinto atto. Allora, per concludere brevemente, per fare un salto di un secolo circa, direi che la dismisura paganiniana in tutti i sensi, fisici, vestimentari, oltre che legata al genio e al talento, si cristallizza nei racconti e nelle cronache che lo evocano intorno al suo virtuosismo mostruoso. Tale virtuosismo, che soltanto lui è in grado di mettere in atto, non può, secondo l'ottica romantica, che essere opera del demonio, di una potenza occulta. Ma non si parla tanto nei racconti che parlano di Paganini di anima venduta al diavolo, come nel caso di Faust, quanto piuttosto di diavolo che è interessato al virtuosismo del musicista. Ecco, questo mi consente quindi di fare un salto mortale e di portarvi in Unione Sovietica
agli inizi, alla fine degli anni '20, quando uno scrittore russo che si chiama Alexandr Kuprin, emigrato a Parigi durante la Rivoluzione d'Ottobre e torna soltanto pochi mesi prima di morire in Unione Sovietica, scrive un racconto che io credo che sia inedito in italiano, perché non l'ho trovato da nessuna parte, quindi io me lo sono letto in russo, vi ho tradotto delle cose, quindi è interessante che il racconto si intitola proprio Il violino di Paganini, dove torna la figura del diavolo, ma in vesti leggermente diverse, anche perché appunto il racconto è scritto dopo la Rivoluzione d'Ottobre. Vi ho sottolineato in neretto alcune cose interessanti. L'incontro fra Paganini e il diavolo avviene un 21 ottobre. Vi ricordo che la Rivoluzione d'Ottobre arriva il 25 ottobre in Unione Sovietica e vedete che il nostro autore ci dice che il nostro è il secolo della cortesia. Lui è appunto un russo emigrato a Parigi a causa del bolscevismo. Che cosa chiede Paganini che non riesce ad avere successo a questo diavolo? Il diavolo che si presenta sotto forma di un notaio o di un avvocato vestito in grigio e che va contro, diciamo, l'iconologia classica dell'Ottocento. Il diavolo gli chiede: che cosa vuoi? Soldi? Oro? Ma dice: questo qualunque idiota lo può domandare al diavolo. Che vuoi, la gloria? Ma pure la gloria si può comprare con i soldi. Ma allora vuoi l'amore? Ma pure l'amore si può comprare, forse ancora più facilmente con i soldi. No, lui vorrebbe invece un violino eccellente, vorrebbe bei vestiti, vorrebbe del talento. E quindi questo nostro diavolo sovietico lo aiuta, Paganini diventa famosissimo, fa tournée in tutto il mondo, ma alla fine della vita è malato, sta per morire e il diavolo chiama il diavolo che torna da lui. E il diavolo, al diavolo lui dice: sono stato infelice. Il diavolo risponde: lo so. E che cosa gli dice? Che il suo talento non viene dal diavolo, ma viene da Dio. Quindi abbiamo qui un ribaltamento totale di tutta, diciamo, la poetica paganiniana ottocentesca. È solo Dio che dà il talento, non viene da noi, non viene dal demonio. Dice però: a me mi hanno punito perché tu sei finito male, ma io mi sono vendicato non perdendomi nessuno dei tuoi concerti. Questo è il diavolo che parla. E quindi il diavolo ha trovato la sua soddisfazione proprio nel virtuosismo paganiniano. E vi lascio su questa immagine che forse conoscete, che è un'immagine molto famosa in Russia e che è l'illustrazione del Demone di Lermontov. Il Demone è un romanzo in prosa degli anni 30, rappresentato qui da Wrubel nel 1890 e che poi sarà musicato da Rubinstein nel 1875. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie infinite a te e soprattutto per questo contributo inedito che ci ha aperto questo orizzonte nuovo e una visione di Paganini anche in un contesto geografico diverso e con un approccio diverso al demoniaco. Rimandiamo appunto anche per te la discussione, se puoi restare fino alla fine della prossima relazione, quindi invito Stefania Montonati qui vicino a me per affrontare una nuova prospettiva che in parte avevi già preannunciato tu nel tuo intervento. Stefania è giovanissima studiosa che ha concluso nel 2020 il percorso accademico di primo livello in composizione a indirizzo Scienze Storiche e Critiche Analitiche della Musica con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Milano e poi nel 22 ha conseguito il diploma di secondo livello sempre nella stessa disciplina, presentando una tesi inedita, innovativa sulla figura di Federico Mompeglio, peraltro studioso di origine genovese.
Nel 24 consegue cum laude il master accademico di primo livello in canto ad indirizzo vocologia artistica presso il Conservatorio Verdi di Milano e accanto a tutta questa serie di attività accademiche ha iniziato un'attività professionale realizzando collaborazioni con diversi enti e attualmente tra l'altro sta collaborando anche con la biblioteca del Conservatorio di Milano con un progetto di riordino, catalogazione e inventariazione di un fondo particolare. In questa circostanza, invece, la sua attenzione si concentra su Faust, Mefistofele e Margherita, un soggetto per i balli fantastici in Italia nella prima metà del 1800. Prego. Grazie mille professoressa, ringrazio tutti voi e i relatori anche per l'invito, per avermi coinvolta in questa interessantissima giornata di studi. Il mio intervento si pone proprio a fianco a tutto ciò che è già stato detto fino ad ora dai relatori che mi hanno preceduta. Abbiamo visto infatti come il tema del Faust è un tema che nell'Ottocento diviene successivamente appunto all'opera del Faust, diviene un vero e proprio topos all'interno del panorama artistico. In ogni sua sfaccettatura abbiamo visto il panorama legato alle arti visive, abbiamo parlato appunto anche di alcuni celebri componimenti operistici come appunto abbiamo detto Berlioz, abbiamo detto Arrigo Boito, il suo Mefistofele. Vi è però una piccola fetta in realtà anche piuttosto ricca di un repertorio legato ai balletti che si ritrova all'interno proprio del tema del soggetto Faust. Questi sono quelli legati appunto al panorama italiano, quindi compositori italiani, e sono, come potete vedere, sono diversi. Abbiamo il Faust, Gran Ballo Fantastico di Giacomo Panizza, realizzato la cui prima realizzazione fu al Teatro Regio alla Scala il 12 febbraio del 1848, il Faust Ballo Fantastico in 5 quadri di Luigi Maria Viviani con coreografia di Antonio Cortesi, andato in scena per la prima volta al Regio di Torino nel 52, il Faust Ballo di Cesare Pugni, coreografia di Perrault, un celebre coreografo, andato in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1854, questo Faust di Cesare Pugni di cui attualmente non si hanno notizie con la coreografia di Carlo Blasis, andato in scena al Bolshoi nel 61. Il balletto Diavolina, sempre di Cesare Pugni, però questa volta con coreografia di San Leon del 63. E infine Faust Azione Fantastica di Mario Aspa, con coreografia di Taglioni, è andato appunto in scena la prima volta al San Carlo nel 38. Quindi abbiamo veramente una ricchissima quantità in realtà di balletti. E evidentemente il tema del Faust è stato un tema particolarmente fortunato e soprattutto che ha ispirato moltissimo i coreografi, quindi che evidentemente si prestava benissimo all'idea di essere messa in scena attraverso delle danze e di conseguenza anche nel suo relativo accompagnamento musicale. Di seguito vi propongo appunto un piccolo confronto di 3 libretti in particolare, ossia il libretto del Faust Gran Ballo Fantastico, il Faust Azione Fantastica e il Fausto Ballo Fantastico. Ho voluto quindi mettere un po' in relazione, cercando di capire quali fossero le similitudini e le differenze tra questi balletti. Innanzitutto partendo dai personaggi, quindi i personaggi scelti all'interno del Faust Gran Ballo Fantastico sono il Faust, alchimista, Volger, suo scolaro ed amico, Berta, madre di Margherita, fidanzata a Valentino, un giovane soldato, Marta, poi altri personaggi particolarmente noti sono Marta, l'amica di Margherita, Mefistofele, genio del male, e Bambò, una delle streghe. A Corredo appunto altre comparse come studenti, contadini, nobili cavalieri e dame, spiriti e personaggi fantastici che ritroveremo in realtà in tutte le pagine dei vari balletti. Per quanto riguarda la Faust Azione Fantastica, anche in questo caso ritroviamo il Faust il filosofo, sì,
Faust il filosofo, Margherita, Sibilla, madre di Margherita, Valentino, in questo caso fratello di Margherita, Marta, sempre amica di Margherita, Titania la strega, abbiamo ancora Satana, Mefistofele, Ariel, un altro genio malefico. In ultimo, il Fausto del ballo fantastico, abbiamo sempre ovviamente Fausto, vecchio filosofo, Margherita, figlia di Corrado, quindi in questo caso abbiamo la figura paterna, vecchio militare di illustri natali ma misero, Mefistofele, genio del male, e poi ancora a corredo magistrati, dame, cavalieri, eccetera, spiriti infernali, streghe. Per quanto riguarda invece le scene a confronto, quindi le varie differenze tra un balletto e l'altro, per quanto riguarda il Faust Gran Ballo Fantastico, esso è diviso in 2 epoche e 7 quadri. Abbiamo l'epoca prima ambientata nel laboratorio di Faust, e si passa poi alla piazza di un villaggio e da una parte la casa di Margherita, dall'altra un'osteria. Come terzo quadro la camera di Margherita con alcove in fondo. Poi di nuovo una ricca sala in un palazzo incantato, una scena che si divide tra una stanza di Margherita e il giardino, ed infine nell'epoca seconda siamo ormai alle pendici delle montagne dell'Harz, luogo solitario e silvestre fra le gole delle montagne, dove vedremo che di fatto le pendici altro non sono che ciò che viene considerato come il luogo abitato da questi spiriti malvagi, quindi di fatto una sorta di rappresentazione degli inferi. Per quanto riguarda invece sempre del Faust Gran Ballo Fantastico, abbiamo una piccola prefazione scritta dal coreografo che ci tengo a leggervi proprio perché trovo particolarmente interessante, diciamo, ciò che vi è scritto. Il coreografo appunto scrive che l'orgoglioso desiderio di saper troppo, tentando con inutili sforzi di penetrare nei segreti della natura più addentro di quanto è dato all'uomo, e al domandare alla vita maggior godimento di quello che essa può concedere, è una duplice ambizione che meno al delitto e toglie lo spirito quel riposo e la provvidenza che ha creduto concedergli. La pittura e la punizione di questo stato doppiamente colpevole è quella che con spaventevole e sublime verità ha presentato sul teatro il sommo Goethe, ed è quella che ho tentato riprodurre in questo mio lavoro. Il castigo dell'uomo orgoglioso che vuol passare oltre i limiti assegnategli dall'onnipotente mano del suo creatore. Il premio conceduto a chi nella giustizia di Dio ripone ogni fidanza, a chi trova nella pietà i mezzi di risorgere dall'onta e dalla colpa, formano il lato eminentemente morale sotto cui debba essere riguardato questo mio componimento. La rinomata tragedia di Goethe me ne hanno somministrato la materia. Accolga il pubblico questo mio 100° lavoro con la benignità estesa con la quale accolti quelli che lo precedettero. Quindi fondamentalmente ci tiene in qualche modo a far capire al pubblico già l'intento moralistico che vi è all'interno del balletto. Una piccola prefazione che ritroveremo anche all'interno del terzo balletto. Invece per quanto riguarda le scene sono in questo caso un prologo ambientato nella reggia di Satana, in cui in lontano i vari cerchi ove sono punte le diverse colpe, il primo quadro ambientato nel laboratorio di Faust, passando poi al quadro secondo nella selvosa sommità delle montagne, di nuovo ritornano le montagne dell'Harz, quadro terzo la strada che mena a Lipsia, e il quadro quarto spianata presso le porte della città di Lipsia. Giunge poi il quadro quinto nella camera di Margherita, il quadro sesto nella magnifica sala del palazzo di Faust, il quadro settimo il giardino contiguo alla casa di Margherita, e quadro ottavo molto particolare perché proprio all'interno di questo balletto vi è e poi lo vedremo, un espediente particolare. Infatti vi è l'ambientazione di una sorta di cimitero con delle tombe che saranno poi in realtà le tombe delle 2 persone che perderanno la vita, quindi Valentino e Sibilla, il fratello e la madre di Margherita. A conclusione il quadro nono, il carcere con oratorio nel quale appunto Margherita è prigioniera e dovrà poi come dire, scontare la sua pena. Come detto in precedenza, appunto anche nel Fausto Ballo Fantastico in 5 quadri vi è un piccolo prologo, una piccola prefazione del coreografo che dice: il Fausto di cui estesamente ne parla Klinger-Schinck, e che ha somministrato al genio di Goethe l'argomento di una tragedia giudicata il più bel parto della fantasia di quell'autore ed uno dei più grandiosi monumenti del teatro alemanno, è il soggetto che ho voluto io pure trattare con libere variazioni ed aggiunte.
aggiunte. Qui il coreografo mette già le mani avanti dicendo ho apportato delle modifiche soprattutto nel finale. Se in questa produzione mi sono allontanato, in particolar modo nello scioglimento del dramma, dalle orme di quel sommo ingegno, spero che gli artistarchi, anziché aggrottare severamente le ciglia, rifletteranno in quel letto di Procuste sia costretto a rannicchiarsi un coreografo. E un felice scioglimento è del tutto diverso da quello che chiude il dramma di Goethe, dà termine alla mia azione. Di ciò sono certo che non possa farmisi rimprovero. Distrugge forse il senso morale del suo lodato poeta? No, perché io credo che sia dovere di ogni scrittore teatrale il dirigere gli animi all'amore della virtù e far sulle scene vagheggiare l'innocenza e l'onore. E questo è appunto lo scopo che mi sono prefisso, dimostrando a quali triste conseguenze conduce l'orgoglio e l'avidità di possedere e godere più di quello che la provvidenza ha creduto concederci. Anche in questo caso un piccolo monito morale da parte del coreografo, che allo stesso tempo però mette le mani avanti dicendo ho voluto modificare il finale. Abbiamo appunto, sempre per quanto riguarda la struttura, nel Fausto, un quadro primo ambientato nel folto bosco abitato dalle streghe presso il monte di Resenthal, un quadro secondo in cui vi è di nuovo rappresentata la modesta stanza da letto in casa di Margherita, quadro terzo, saloni fabbricati per forza di incantesimo illuminati con la maggiore splendidezza del palazzo di Faust, quadro quarto, bagni nel serraglio del Gran Sultano, anche questa è una novità, e quadro quinto, di nuovo torniamo alle oride montagne dell'Arts. A mio parere trovo che il Fausto sia quasi, e ci tengo anche a sottolineare che questo libretto in realtà fa riferimento a una rappresentazione posteriore di circa una decina d'anni, perché sfortunatamente al momento non è possibile reperire il libretto della prima rappresentazione, ma speriamo in qualche modo poi di poterlo recuperare. Trovo che il Fausto appunto sia quasi, perdonatemi il termine, concedetemelo, quasi addirittura cinematografico, perché porta delle piccole innovazioni molto più a livello scenografico, appunto, molto più impattanti rispetto ai balletti precedenti. Facendo un brevissimo cenno riguardo appunto proprio la narrazione dei tre libretti, quali sono le differenze che io ho riscontrato? Diciamo che il Faust Gran Ballo Fantastico è forse quello un po' più fedele alla narrazione originale, quindi abbiamo sempre l'incontro tra Faust e Mefistofele all'interno del laboratorio dell'alchimista, Mefistofele che viene evocato dal suo desiderio incessante di superare la finitezza della conoscenza umana, la tentazione di Mefistofele che lo convince ad accettare, citando proprio il libretto, mi ha fatto molto sorridere proprio questo l'orrendo mercato che sarebbe il patto proposto appunto da Mefistofele a Faust. La visione di Margherita, nuovo oggetto del suo desiderio e sua ossessione, e di conseguenza tutta la narrazione abbastanza tradizionale, quindi la festa di paese, il primo incontro con Margherita, il primo tentativo di Mefistofele di irretirla per capire se il fatto che lei sia così tanto virtuosa possa in qualche modo essere un impedimento per lui. L'apparizione di Faust e Mefistofele nella camera di Margherita, dove pongono questo scrigno ricco di gioielli per riuscire in qualche modo a possederla. Una parte particolarmente interessante del Faust Gran Ballo Fantastico è ad esempio l'entrata in scena dei 7 vizi capitali, come ad esempio il tema della vanità, l'orgoglio, pigrizia, gola, invidia, collera, avarizia e lussuria, dove Margherita, appunto considerata la ragazza più virtuosa del villaggio, a un certo punto cede per il possedimento del demonio, ha proprio questi vizi capitali che sono un po' come diceva il maestro prima, il dualismo tra la virtù e il vizio, quindi in questo caso abbiamo il vizio che si impossessa della più virtuosa delle fanciulle. Cerimonia di premiazione, di nuovo, per cercare di irretire Margherita, quindi Faust e Mefistofele organizzano questa festa per riuscire a far sì che Faust possa impossessarsi del suo oggetto del desiderio, fino appunto riuscirà in qualche modo convincere Margherita di incontrarla nel giardino di casa sua, con anche tutto l'espediente del filtro per far addormentare la madre in modo tale che non venga scoperta.
e anche in questo, e successivamente l'incontro degli amanti e il successivo tragico epilogo della prima parte con la morte di Berta per il filtro a lei somministrato, che doveva essere un semplice sonnifero, che sonnifero non era, e la gelosia di Valentino, che scoperto il tradimento della sua amata, della sua futura sposa, perde la vita in un combattimento contro Faust e muore dissanguato. Nella seconda parte appunto abbiamo l'assemblea degli abitanti degli inferi, le pendici delle montagne dell'Harz, e quindi qui siamo già in una situazione totalmente di abbandono, di delirio. Siamo ormai ufficialmente all'interno degli inferi, quindi demoni, streghe, personaggi fantastici di ogni sorta in qualche modo offuscano i personaggi, offuscano Fausto, offuscano Margherita, quindi ormai loro sono già ai limiti della loro esistenza. Appunto abbiamo questa pagina che narra il delirio di Margherita, ormai considerato un'anima perduta, che si fa sfuggire tra le mani il figlio avuto dalla relazione appunto con il Faust, e che è condannata quindi a morte in pubblica piazza. C'è lo stesso Faust che avrà la visione di lei poco prima che la scure si abbatta sulla sua testa. Proprio nell'ultimo incontro tra Faust e Margherita, Faust tenterà in qualche modo di salvarla, e questo ritorna per tutti e tre, all'interno di tutti e tre i libretti. Le streghe, gli esseri fantastici, i demoni, le fate e gli stregoni, in una parte specifica verso la finale del libretto, dipingono, citando proprio il libretto, danze di assurdo delirio. E una piccola frase che ho voluto citare, in cui dice: demoni danno fiato a strumenti bizzarri. Io mi sono un po' forse fatta condizionare dal danno fiato, perché un po' mi ha riportato a ormai quella tradizione, no, del dionisiaco che c'è sempre stata anche sin dall'epoca dei greci. Credo che danno fiato non sia lì per caso. Questa concezione dello strumento a fiato, che rimanda all'aulos, che quindi rimanda a una concezione di demoniaco sin dai tempi dell'antica Grecia, credo che sia un termine non posto a caso, ecco. E Mefistofele infine chiede l'intervento della strega Bambò affinché faccia rinsavire Faust, disperato ormai per la perdita della sua ossessione amorosa. Appare infine il fantasma di Margherita, che però si trasforma in fiammella, e proprio questa fiammella alla fine ascende alle sfere celesti. Quindi fondamentalmente la morale è proprio Margherita, infine tramutatasi in fiammella, che riuscirà a salvare lo stesso Faust dalla dannazione. La morale quindi è: il demonio non può nulla contro la volontà celeste e l'eterno femminino. Una piccola diciamo, differenza ho trovato all'interno del Faust Azione Fantastica, nella quale appunto appare un piccolo oggetto che farà la differenza. In questo caso Valentino ha il ruolo del fratello di Margherita, ma allo stesso tempo anche in questo caso egli perderà la vita nel combattimento contro Faust. Il quadro che avevamo visto precedentemente, in cui si narrava la scena all'interno di fondamentalmente questo cimitero sulle tombe, perché Faust si reca sulla tomba di Valentino? Perché all'interno di questo libretto Margherita dice a Faust che si concederà a lei solo e soltanto quando si scambieranno come pegno d'amore una piccola catenina con una croce d'oro. Lei la possiede, lui no. Però nota che il fratello Valentino ne possiede una al collo, e quindi, pur di riuscire a ingannare Margherita e riuscire a possederla, il piano di Faust è quello di addirittura dissacrare il corpo ormai giacente nella tomba del fratello Valentino per strappargli via la catenina e in qualche modo possedere finalmente Margherita. Questo ad esempio appunto è un qualcosa di nuovo che nel libretto precedente non c'era, e l'ho trovato un gesto molto forte, perché anche in questo caso la catenina d'oro con la croce non è un simbolo casuale, quindi anche in questo contesto abbiamo fondamentalmente l'immagine del divino che si contrappone al demoniaco.
Infine, nel Fausto Ballo Fantastico, anche in questo caso, come nell'esempio precedente, abbiamo un elemento divino che si interpone tra Faust, Margherita e Mefistofele, quindi un oggetto divino che in qualche modo porta alla salvezza. In questo caso si tratta di una corona che è posta, che ora nella fronte della spada di Ernesta. Mefistofele quindi accetta un piccolo periodo di prova, così lo chiamano, che chiede Faust all'inizio quando stipulano il contratto. È proprio Faust che gli chiede vorrei un piccolo periodo di prova. Quando io ti chiederò troppo, allora lì tu potrai possedermi per sempre. Ciò che però Mefistofele non aveva detto a Faust è che prima avrebbe dovuto, appunto, prima di poter salvare Margherita dalla sua orrida fine, avrebbe dovuto appunto impossessarsi di questa corona che ornava la fronte della statua Ernesta. Ecco, è proprio la corona che lo si vede all'interno appunto dell'azione finale, è proprio la corona che in qualche modo viene presa da Margherita per salvarla appunto dalle grinfie del demoniaco, e proprio grazie ad essa riuscirà a salvare anche lo stesso Faust, che sarebbe andato incontro appunto all'essere possesso esclusivo di Mefistofele per l'eternità. Quindi anche in questo caso la corona, anche in questo caso il simbolo del sacro, del divino che si interpone e che riesce appunto a sconfiggere, quindi il bene che vince sul male. In ultimo vorrei farvi vedere un paio di partiture. In particolare abbiamo il Faust, ballo di Cesare Pugni, di cui è presente all'interno dell'archivio digitale della BNF Gallica un frammento, diciamo, piuttosto consistente del manoscritto autografo. All'interno del quale appunto le suggestioni del racconto si specchiano anche nel discorso musicale, quindi per capire a livello musicale che cosa succede, quindi come viene reso il modello del Faust, come viene reso il demoniaco. Le suggestioni del racconto appunto si specchiano anche nel discorso musicale, come si osserva in alcuni frammenti della partitura manoscritta autografa del Faust di Cesare Pugni. L'orchestra si rimane in frasi articolate e ritmicamente complesse, cui si alternano brevi momenti di quiete. In particolare ho voluto mettere alcuni esempi, come ad esempio questo frammento di partitura. In questa pagina orchestrale si possono notare il reiterarsi di diversi pattern ritmici, ovviamente componente ritmica trattandosi di un balletto è proprio centrale all'interno di tutta la scrittura, che sono appunto distribuiti nelle varie sezioni, e il movimento dei violini con indicazione di staccato, probabilmente un espediente narrativo di impatto che rimanda ad uno stato generale di demoniaca inquietudine. La cosa interessante è che lo vedremo anche all'interno della diavolina. Sono presenti alcune figure retoriche, alcuni abbellimenti molto simili, trattandosi poi anche della stessa penna, quindi non è poi così strano. Un altro esempio appunto molto interessante sono anche altri abbellimenti come le acciaccature e i trilli che a mio parere enfatizzano quel senso di possedimento demoniaco che è il fulcro della narrazione del balletto. Quindi nell'immagine superiore appunto abbiamo questo piccolo movimento di acciaccature. Io penso che sotto possa esserci scritto pizzi, quindi anche pizzicato, e non è un caso. Quindi abbiamo il pizzicato che ritorna, abbiamo il trillo che ritorna, abbiamo l'acciaccatura. Sotto appunto delle note molto brevi con l'indicazione appunto di trillo consecutivo, trillo, 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 trillo. Quindi insomma tutta una serie di abbellimenti che ritornano anche in questo caso, che sono già anche stati precedentemente citati. Infine concludo con la diavolina, appunto balletto di Cesare Pugni, di cui abbiamo le parti staccate, quindi abbiamo la parte del ripetiteur, del violino, eccetera. In questo caso appunto trattandosi sempre della penna dello stesso compositore, anche in questo caso espedienti simili si ritrovano nelle parti manoscritte del balletto. A suggerirci una scena particolarmente furente e infernale sono senza dubbio quindi i segni di agogica, come ad esempio, che ritornano all'interno di tutta la partitura, come ad esempio allegro agitato, allegro maestoso, e solamente di tanto in tanto vengono
framezzati e spezzati da qualche indicazione di adagio, ma anche in questo caso siamo in un contesto di balletto e quindi a maggior ragione che il tema lo consente e la forma lo consente, e chiaramente l'allegro è diciamo, l'andamento più comune. Sì. E quindi anche in questo caso ho voluto mettere, come già osservato nel balletto precedente, anche nella parte del primo violino, quindi questa è una pagina estrapolata appunto dalla parte del primo violino, anche qui sono presenti i trilli, gli staccati e le acciaccature e frammenti ritmici ipnotici che in qualche modo è come se dipingessero sul pentagramma delle immagini sonore come dei piccoli diavoletti e creature fantastiche che sono impegnati appunto a dimenarsi in vorticosi e scomposti passi di danza. Quindi anche in questo caso lo notiamo, abbiamo diverse acciaccature, abbiamo nuovamente gli staccati e anche delle figure ritmiche molto concitate. Anche i cromatismi, sì, e quindi insomma sono tutti espedienti che molto probabilmente per quanto riguarda il gusto estetico che si compà diciamo alla trattazione di un soggetto così tanto particolare come quello del Faust, in questo caso rendono perfettamente a livello estetico musicale il soggetto. E sono stata nei tempi, sono stata troppo veloce. Allora vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie anche per questo intervento, sì, perfettamente nei tempi, quindi abbiamo modo di lasciarci andare a domande, a curiosità, a richieste le più varie, coinvolgendo anche i nostri interlocutori da lontano, se ci sono ancora. C'è qualcuno che ha qualche osservazione? La prima, ecco, prego. Vediamo intanto se c'è, perché magari... Allora, per il momento non c'è ancora, quindi facciamo domanda a qualcun altro. Per esempio, la curiosità relativamente alle relazioni di Stefania, le altre musiche di cui non ha parlato, perché non sono recuperate le partiture? Quindi... Sì, purtroppo degli altri balletti non sono pervenute a noi, purtroppo le partiture. Siamo già stati fortunati che quantomeno di alcuni abbiamo recuperato i libretti, e mentre appunto per quanto riguarda le partiture abbiamo questi frammenti che in realtà sono abbastanza cospicui perché parliamo di un centinaio di pagine all'interno della Gallica e poi le parti staccate, però sì, purtroppo a livello musicale al momento... E invece sulla fortuna di questi balletti ha potuto seguire qualcosa, cioè ha avuto riscontri, ha potuto trovare dei riscontri, quindi Sì, degli esiti, ecco. sì, qualcosina è stato scritto, qualche piccola recensione, però sono dei balletti che tutto sommato, poi soprattutto le prime rappresentazioni di alcuni, spesso alcune sono addirittura state fatte in Russia e quindi Non è quello è riuscita a stato un po' recuperare più i difficile, però documenti. sicuramente per quanto riguarda magari le rappresentazioni in scala, soprattutto quelle in scala... Quindi era un argomento che comunque affascinava anche intonato in quel modo, insomma, Sì, comunque infatti. la realizzazione. Quando poi Costantino si presenta, può subentrare liberamente. Senti, Walter, senti quello che ti stanno chiedendo? Chiedo scusa. Ecco, Le volevo chiedere se lei ha fatto una specie anche sommaria di inventario di una letteratura demoniaca in qualche modo legata a Paganini in francese. Non l'ho fatto io, è stato fatto, però è stato pubblicato recentemente, sì. Ah, bene. Sì, esiste una monografia, poi magari mando via mail i riferimenti, è uscita poco tempo fa, in cui c'è tutta la letteratura tedesca dell'Ottocento e francese dell'Ottocento in cui Paganini appare in Fantastico. racconti, eccetera, eccetera. Sì, esiste. Molto interessante, la ringrazio, cercherò senz'altro di procurarmela. Grazie mille. E a me interessava molto, Walter, questa questione del racconto russo, cioè non riuscivo non ho ben capito.
Il professor Iovino dice che lo pubblichiamo subito, quindi ci fornisce il materiale. No, mi interessava capire in che epoca è ambientato e se si parla anche di altri aspetti legati alla figura di Paganini, quindi alla musica, cioè come viene presentato questo personaggio, oltre ai dati che ci hai fornito dalla tua dai passi che abbiamo letto insieme. Allora, guarda, il racconto è brevissimo, credo saranno 3 paginette. Ah, ecco. Si svolge nel 1929, Ah, quindi proprio diciamo, negli anni post-rivoluzionari, sì. e in realtà vi ho tradotto una gran parte di quello che dice il racconto già, ed è semplicemente Paganini che quindi da Morto giovane redivivo. non è ancora arrivato al successo, si barcamena tentando di suonare durante le feste, i pranzi, i matrimoni e non riesce ad avere successo perché ha uno strumento che non funziona, perché non ha l'ispirazione e quindi disperato invece di suicidarsi chiede aiuto al diavolo. Ok. Però Sì, non propone al diavolo ti do la mia anima se tu mi dai il talento. sì. Non c'è più questa idea dell'anima, anche perché siamo in epoca sovietica, quindi il problema dell'anima non si pone più, non esiste l'anima in quegli anni. Certo. E quindi il diavolo dice, ma io, come vi vedete, non mi presento con tutti gli orpelli ottocenteschi, con il fumo, con il pizzetto, con le orecchie a punta. Si presenta come un avvocato, un notaio di una certa età che lo ascolta e che gli fa firmare un contratto. Ecco. Ecco. Poi, Grazie. mi scusi professore, poi per restare sempre, magari non c'entra Paganini, ma il diavolo c'entra alla grande, visto che ha parlato di cose russe, citiamo il maestro Margherita. Certamente, certamente. Però il maestro Margherita è un pochino successivo, un pochino posteriore, siamo in quegli anni, però ovviamente è il grande romanzo russo, certo, il diavolo c'entra e come, sì sì. Però è interessante in questa novella di Kuprin, mi sembrava interessante il fatto che scompare il diavolo, compare Dio, cioè è il diavolo stesso che dice ma il talento ti è dato da Dio, da lui, è lui che ci comanda, quando Dio non esiste in Unione Sovietica negli anni 20. Certo. C'è l'ateismo di Stato, quindi è un raccontino in cui ci sono molte cose, ma la figura di Paganini viene ripresa come artista divino in qualche modo. Bene, ecco il passo ecco che vedo Costantino. Costantino sullo sfondo. No, volevo chiedere al professor Mastroprimiano se nella sua, per quanto veloce, indagine sul demonismo nella letteratura pianistica mi parlerà anche dei capricci di Paganini trascritti da Liszt, sì. Allora, sì, ovviamente, come dire, era un argomento assolutamente non ovvio, ma sicuramente un pezzo d'obbligo, come si dice nei programmi dei concorsi pianistici di una volta. Non solo, ma per esempio avevo anche, farò anche riferimento a quello che è un po' l'immagine che ho capito che a livello culturale era con quello che era il suono della campanella. Cioè, vale a dire, ci sono molti altri pezzi di autori minori, ovviamente, in cui il Sabba delle streghe o comunque l'evocazione del demoniaco erano introdotti da una piccola campana e finivano con le campane dell'alba. Quindi ovviamente questa lettura mi ha fatto riflettere anche su quello che è anche lo spirito con cui va affrontato il tema della clochette, come si suol dire, non solo in ambito paganiniano, ma anche in quella che è la trascrizione, non soltanto dallo studio da pre-Paganini, ma anche della grande fantasia di bravura. E ci sono alcune, come dire, affinità, per esempio, con altro repertorio. Per esempio, c'è una composizione di Fumagalli che è sul demoniaco e sullo streghesco, che fa riferimento proprio agli stessi codici che sia Paganini nella versione originale, sia poi anche Liszt vengono a fare in quella che è la trascrizione pianistica. Attendiamo attendiamo con ansia. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Vorrei ringraziare perché è bellissima la suggestione di cui ha parlato la dottoressa Montonati, che riguarda il colore orchestrale delle divinità greche, perché in effetti Dioniso è aulo su percussioni, mentre Apollo è lira, comunque strumento a corde. Questo è davvero bello. Poi infatti mi piace l'idea, se ben ricordo, che ad esempio quando si parla di classicità l'arpeggio
l'arpetta, ci vuole sempre, perfino Beethoven, a cui l'arpa non piaceva, se non sbaglio la infila nelle creature di Prometeo, infatti. E poi la domanda, qui ormai io in clima di dualismo e di delirio, invece il colore orchestrale di Dio invece com'è? C'è dentro di tutto. Praticamente se si pensa a non so, un Te Deum di Berlioz o anche le pompose opere del povero Lorenzo Perosi hanno una potenza davvero notevole appunto orchestrale. Quindi diciamo che Apollo e Dioniso, che invece Dio, ci mettiamo dentro di tutto. Grazie. Grazie. La professoressa Gazzi ha una domanda. Grazie mille per tutte le relazioni che ho sentito. Io ho avuto molti stimoli vari, ma volevo chiedere intanto appunto se mi può illuminare il professor Zedaric, se è andato Purtroppo via. è andato via, sì. Gli scriviamo tutta una serie di domande. Hoffman e Paganini, Jules Janin mi sembra che fosse. No, niente, volevo solo dare un contributo allora Grazie. per tutti. Velocemente, ci sono due cose che oggi non sono riuscita a dire, che c'è un testo del 1804 tedesco dove si coagulano le suggestioni dello Sturm und Drang e quelle del gotico inglese in un testo anonimo che si chiama Le veglie di Bonaventura, in tedesco Die Nachtwachen von Bonaventura, riferimento al notturno, ma anche a questo Bonaventura che, come dice la parola, non ha niente a che fare però con il santo, ma è, diciamo, è uno che annuncia l'ora notturna e guarda attraverso le finestre di notte i vizi dei cittadini che di giorno appunto manifestano il loro filisteismo, come dire, comportandosi apparentemente in modo virtuoso. Allora lì c'è di tutto, ci sono i cimiteri, c'è Shakespeare, c'è anche qualche allusione ecfrastica, Füssli ovviamente perché è un testo del 1804, quindi i due testi di Shakespeare che più appaiono sono Sogno di una notte di mezza estate e il Macbeth, ovviamente per gli spiriti. Poi c'è, velocemente dicendo, una cosa molto importante, che il fatto che questo autore anonimo è stato variamente come dire, individuato come il filosofo Fichte, come Eta Hoffmann, come Jean Paul, come Wetzel, che era un umorista del tempo. Ma perché dico tutto questo? Perché in realtà si è scoperto solo tardivamente, cioè negli anni 80 del secolo scorso, che in realtà si trattava del regista teatrale Klingemann, che ha rappresentato per la prima volta in Germania il Faust di Goethe nel 1829. E questo autore è molto interessante perché ha poi rappresentato testi teatrali sui grandi personaggi, Marco Polo, piuttosto che Martin Lutero, piuttosto che altri personaggi della storia. Ora, quello che mi interessa molto in questa prosecuzione del discorso nel teatro è ad esempio l'alternanza dell'uso del riferimento a Satana e quello a Mefistofele, perché non è esattamente la stessa cosa. Questa cosa mi è saltata all'occhio, l'ho vista nel primo testo forse che è stato discusso e poi insomma c'è una variazione. Allora c'è una ragione nella diversità fra i vari testi oppure semplicemente viene considerato omonimo? Vabbè, questa è stata una carrellata veloce, volevo dire che c'è anche un'altra tradizione, quella di Chamisso, che era conosciuto in Russia, che appunto riguarda la vendita dell'ombra al personaggio che ha l'aria di un banchiere più che di un Mefistofele. Questo è anche che volevo chiedere al collega. Comunque quindi c'è un... Sì, assolutamente. In tutti i libretti vi è sia la figura di Satana che la figura di Mefistofele, che spesso e volentieri è considerato quasi come un servitore dello stesso Satana. Quindi sì, che prende, è come addirittura in uno dei libretti è proprio Mefistofele che viene mandato da Satana a cercare Faust, perché Satana si rende conto che Faust è alla ricerca di una conoscenza
che va oltre quello che l'essere umano effettivamente ha la possibilità di conoscere, e appena lui capisce che in realtà Faust ha il desiderio di andare oltre, di spingersi oltre quelli che sono i limiti umani, deve immediatamente intervenire e appunto chiede a Mefistofele di andare a prenderlo, e da lì poi nasce l'incontro, nasce il patto e tutto. Però nasce proprio da Satana, c'è proprio scritto nel libretto questo osservare il Faust che si dispera nella costante ricerca di qualcosa che lo porti oltre quelle che sono le sue finitezze umane, e questo ovviamente a Satana non sta bene, quindi deve immediatamente intervenire, e lo fa attraverso Mefistofele. Sì. Grazie a lei. Al Faust di Spohr. Quindi Bene. lo invito. Sì, facciamo così. Allora, Louis Spohr è stato uno dei più grandi violinisti dell'epoca paganiniana, sicuramente il più importante violinista fiorito sul territorio tedesco in quel periodo. Era nato nel 1784, dunque era di 2 anni più giovane di Paganini, morì nel 1859, quindi 19 anni dopo Paganini. Non fu noto solamente come solista, come compositore, si è occupato di tutti i principali generi musicali, dall'opera lirica all'oratorio, dalla sinfonia al concerto per violino, alla musica da camera, eccetera. Diciamo che oggi pochissime delle sue opere maggiori sono rimaste in repertorio. Le opere teatrali non vengono quasi mai allestite, anche se il catalogo annovera una decina di titoli che comprendono anche lavori ambiziosi, come ad esempio proprio questo Faust di cui ci occupiamo oggi. Dimenticate sono in genere anche le 9 sinfonie, quasi tutte le opere da camera, ad eccezione delle opere concertanti per arpa e violino che scrisse per se stesso e per la moglie Dorette, che era una celebre artista. L'unico dei 15 o 16 concerti per violino e orchestra che goda oggi di una certa celebrità è l'8º in La minore, che fu scritto apposta per la tournée italiana che Spohr avrebbe dovuto tenere nel 1816. Comunque, finché fu in vita, Spohr godette di una grande popolarità nel mondo musicale di lingua tedesca, e come del resto testimonia la copertina della Allgemeine Musikalische Zeitung di Lipsia del 1832, e Paganini l'aveva avuta nel 1828. Spohr, e questa è la cosa succosa di Spohr, scrisse un'autobiografia che fu pubblicata postuma in Germania in 2 volumi nel 1860, e pochi anni dopo apparve anche in traduzione inglese. Questa è l'autobiografia. In realtà la prima parte scritta dal compositore copre il periodo che va dalla nascita al 1838, poi per gli anni successivi la scrisse la moglie. Come documento storico, questa autobiografia si colloca in un momento molto importante di svolta nella storia della musica, quello in cui il musicista non è più soltanto un produttore di opere musicali, ma vuole che gli sia anche riconosciuto uno status intellettuale e culturale più elevato. Quindi un musicista che tratta alla pari con letterati e poeti, che ha alle spalle un'educazione completa e buone letture. Quindi un nuovo tipo di musicista intellettuale, che però si afferma soprattutto nei paesi di lingua tedesca e che ha in un autore come Robert Schumann uno dei suoi esponenti più autorevoli e prestigiosi. Questo tipo di compositore di buone letture naturalmente è piuttosto lontano come tipologia umana e intellettuale da Paganini, il quale conobbe personalmente Spohr sia all'epoca della tournée italiana del musicista tedesco nel 1816, sia all'epoca della sua tournée europea, quando ebbe modo di suonare in Germania. Paganini si esprime sempre con molto rispetto su Spohr, sia nelle lettere. Un giorno gli invia un biglietto in cui lo chiama al maestro Louis Spohr maestro dei maestri, mentre Spohr invece
disprezza lo stile esecutivo paganiniano e lo definisce ciarlatanesco, dando anche credito, a mio avviso abbastanza meschinamente nell'autobiografia, alla leggenda secondo la quale Paganini avrebbe imparato a suonare il violino in carcere, come al solito, dove era stato rinchiuso per 4 anni, dice Spohr, per aver ucciso la moglie. Tutto questo molto tempo dopo averlo conosciuto personalmente. Cito dalla traduzione inglese, quindi, e per fortuna non dice che il violino era incordato con le budella della moglie, almeno questo ce lo risparmia. L'autobiografia di Spohr è un documento di fondamentale importanza non solo per la ricostruzione dei fatti più salienti della vita del compositore, ma anche come fonte inesauribile di informazioni sulla vita musicale in Germania, Italia, Francia e Inghilterra, paesi che Spohr visitò e sui quali diede giudizi quasi sempre pieni di così, quasi mai benevoli, sempre molto antipatici e sprezzanti. Spohr è un autore che non gode di buona stampa tra i musicologi proprio a causa dell'estrema arroganza dei suoi giudizi. Aveva un'opinione di se stesso molto alta e in genere abbastanza bassa di quelli degli altri musicisti, e in particolare disprezzava la musica italiana. L'autobiografia però è la fonte più importante che ci illumina sulla genesi del Faust, che in ordine cronologico è la quarta delle sue opere teatrali. Vi risparmio tutta la storia delle opere precedenti di Spohr. Comunque c'è Die Prüfung del 1806, Alruna del 1808 e infine Der Zweikampf mit der Geliebten, il duello con l'amata del 1810, che è l'unica delle 3 opere ad essere stata rappresentata. Del Faust di Spohr esistono 2 versioni. La prima, che è quella che ci interessa, risale al 1813 e ha la forma di un Singspiel in 2 atti, in cui le parti musicate, come sempre nel Singspiel, si alternano ai parlati. La seconda fu realizzata 39 anni dopo per un allestimento al Covent Garden di Londra ed è in 3 atti, e in essa i parlati sono sostituiti dai recitativi. All'epoca in cui inizia la composizione del Fausto, Spohr svolge l'incarico di direttore del Theater an der Wien a Vienna, ma è già un violinista molto celebre e ha un'attività compositiva alle spalle significativa, però attende come sempre il grande successo teatrale, perché i successi teatrali sono quelli che fanno guadagnare soldi. E il mondo musicale tedesco aspetta da diversi anni un'opera in lingua tedesca capace di rinnovare l'esito trionfale della Zauberflöte mozartiana, che è andata in scena, come ben sappiamo, nel 1791. Il Fidelio di Beethoven, rappresentato per la prima volta proprio al Theater an der Wien il 20 novembre del 1805, è stato un mezzo insuccesso, e la sua versione definitiva, che sarà rappresentata nel 1814, è ancora di là da venire. Quindi le speranze di creare una tradizione operistica nazionale capace di affrancarsi dall'opera italiana, che ancora è imperante nei teatri tedeschi, sono affidate ai giovani compositori che stanno venendo alla ribalta, che si chiamano Peter von Winter, Joseph Weigl, Wenzel Müller, Ernest Theodor Amadeus Hofmann e ancor più Louis Spohr e Carl Maria von Weber. Nel trentennio esatto, che va dal 1791, anno della Zauberflöte, al 1821, anno del trionfo del Frauenschutz weberiano a Berlino, le opere più significative in lingua tedesca rappresentate sulle scene tedesche sono queste qui che vedete qui dietro alle mie spalle. Vediamo adesso cosa dice Spohr nella sua autobiografia sulla genesi di quest'opera. Al mio ritorno da Goethe, cioè nel 1813, il mio primo lavoro fu la composizione di Faust. Prima del mio viaggio avevo in mente un altro soggetto che Theodor Körner avrebbe dovuto elaborare per me sotto forma d'opera.
Poi Spohr prosegue raccontando che quest'opera si sarebbe dovuta intitolare Rübezahl, ma che Körner purtroppo era morto in guerra contro i francesi prima di poterla completare. Quindi dice, io vedevo così distrutto la mia speranza di avere un libretto d'opera da quel giovane dotato poeta ed ero dunque obbligato a cercarne altrove un altro. Fu di conseguenza assai opportuno che il signor Bernard mi avesse offerto la sua versione del Faust e ci mettemmo subito d'accordo su come fare. Alcuni cambiamenti che avevo suggerito furono realizzati, scrissi quest'opera in meno di 4 mesi, dalla fine di maggio alla metà di settembre del 1813. Ancora ricordo con quanto entusiasmo e perseveranza ci lavorai. Poi ricorda poi di aver fatto avere la partitura al giovane Meyerbeer, che allora lavorava a Vienna, di averne ricevuto un responso molto positivo, di averla poi proposta alla direzione del Theater an der Wien, avendone però alla fine una risposta negativa a causa, a quanto sembra, di un dissidio sorto tra lui e il conte Palfi, che ne era il proprietario e direttore, sulla cui origine però poco sappiamo. Anche Carl Maria von Weber, quando 3 anni dopo metterà in scena per la prima volta l'opera a Praga, nella presentazione al pubblico dell'opera ce n'era il fatto che il Faust di Spohr condivide il destino con un gran numero di opere che furono consegnate per i teatri viennesi e che per ragioni che non possiamo discutere qui rimasero inosservate e scomparvero. Quali sono queste ragioni? Una diffusa tesi complottistica, che ha una buona parte di verità, sostiene che i teatri viennesi della Restaurazione, proprio su ordine di Metternich o su suggerimento di Metternich, attuavano scientemente una politica per molti versi antitedesca in nome dell'immobilismo, favorendo in tutti i modi possibili l'opera italiana allo scopo di contrastare possibili fermenti nazionalistici, e questo potrebbe essere stata una delle ragioni del boicottaggio. Secondo quanto racconta Spohr nella sua autobiografia, la scelta del soggetto della nuova opera non fu sua. Dice, mi fu suggerito. Il libretto di Faust gli fu offerto da Joseph Karl Bernhard e lui, non potendo più musicare Rübezahl perché Theodor Körner era morto, avrebbe accettato con piacere questo nuovo soggetto, appassionandosi al lavoro e completandolo in breve tempo. Sappiamo però da una lettera di Körner che Spohr si stava interessando ad un soggetto faustiano mentre ancora stava lavorando a Rübezahl, quindi è possibile che le cose siano andate in un modo un po' diverso da come Spohr le racconta nell'autobiografia. Joseph Karl Bernhard, che Spohr chiama Bernhard con l'H in mezzo tra la N e la A, era un giornalista e poeta, non è che sia passato alla storia, era un poeta a tempo perso di origine boema, era nato intorno al 1781 e era attivo a Vienna dal 1800 circa. Scriveva su varie riviste locali e soprattutto sulla Wiener Zeitung, e inoltre era un ottimo amico di Beethoven, col quale collaborò anche alla stesura di alcuni testi. E se andate a vedervi i quaderni di conversazione di Beethoven, nell'indice il suo nome ricorre diverse volte. È anche l'autore di un Lied di Schubert, Vergebliche Liebe, di 177, quello che vedete qui alle mie spalle. Dunque, degli ideali estetici di Joseph Karl Bernhard sappiamo poco o nulla, ma del suo Faust una cosa la sappiamo con certezza: la fonte di ispirazione del libretto non è il Faust di Goethe, la cui prima parte, come sappiamo, era stata pubblicata per la prima volta nel 1808. Eccolo lì. Perché la storia che Bernhard e Spohr mettono sulla scena differisce in modo radicale da quella goetheana. Bernhard non si rifà in alcun modo al dramma di Goethe, ma piuttosto a una diffusa tradizione che da secoli era viva in Germania e aveva conosciuto un gran numero di adattamenti, varianti e versioni. La storia di Faust e del patto col diavolo, che alla fine conduce alla rovina, era a quel tempo una specie di canovaccio che poteva essere trattato in 1000 modi diversi ed era molto popolare, ad esempio, anche nel teatro dei burattini.
La bibliografia faustiana, come sappiamo, è sterminata, quindi ci sono, per chi ha voglia di approfondire l'argomento, ci sono un gran numero di studi sulla origine e sulle infinite ramificazioni di questa leggenda. Sia la storia che i personaggi del libretto di Bernard, dicevo, differiscono in modo radicale da quelli goetheani. Si direbbe anzi che Bernard abbia volutamente ignorato il dramma di Goethe, che risaliva a 5 anni prima, e quindi non poteva in alcun modo essergli ignoto, perché Goethe qualunque cosa facesse faceva scalpore, quindi anche il Faust era ben noto. La prima e più importante differenza consiste nel fatto abbastanza curioso che il patto col diavolo, che nel Faust goetheano è il centro della vicenda, nel libretto di Bernard è dato come già avvenuto. Cioè Goethe, Faust e Mefistofele si sono già messi d'accordo. E quindi al posto di Margarete, al posto di Margarete c'è un altro personaggio femminile che si chiama Cunigunde ed è a sua volta fidanzata con Ugo, che è un cavaliere. Cunigunde non ha i caratteri di ingenuità e innocenza che ha la Margarete di Goethe, ma rappresenta piuttosto il desiderio sensuale. Faust, a sua volta, ha una compagna, Röschen, che è una creatura onesta e disinteressata, di cui però ormai è stanco. Divenuto amico di Ugo, Faust tenta di sedurre Cunigunde, addirittura durante la festa di nozze tra lei e Ugo ne segue un parapiglia, nel corso del quale Faust uccide Ugo. Nel dramma di Goethe, come sappiamo, Faust uccide invece Valentino. Dopo aver ucciso Ugo, Faust scappa e, per sfuggire a coloro che lo inseguono, rinnova il proprio patto col diavolo e con questo segna la sua definitiva condanna, mentre Röschen, respinta ancora una volta, si suicida. Si tratta dunque di una trama che qui ho riassunto ovviamente nei suoi tratti essenziali, che ha ben pochi punti di contatto col Faust goetheano. È però un soggetto che, dal punto di vista puramente dell'efficacia teatrale, offre situazioni interessanti e piuttosto a leggerlo è valido, insomma, è molto valido dal punto di vista drammaturgico e quindi è congegnato anche con una certa abilità e non presenta punti deboli significativi o particolari inverosimiglianze. Nella sua versione originale in 2 atti del 1813 l'opera è formata da 16 numeri che sono divisi equamente tra primo e secondo atto, più l'ouverture, che è una pagina importante che ha goduto a suo tempo anche di una certa popolarità come brano a sé stante. I 4 personaggi principali, quindi Faust, Mefistofele, Cunigunde e Röschen, hanno tutti e 4 una pagina solistica di rilievo e se potessimo ascoltarle tutte avremmo una prova abbastanza significativa di quanto Carl Maria von Weber nel suo Freischütz sia stato influenzato da Spohr. Io mi limito a farvi sentire un paio di minuti dell'aria di Faust. Subito all'inizio del primo atto si intitola Liebe ist die zarte Blüte, l'amore è il fiore delicato, che è una pagina davvero ragguardevole, una delle migliori dell'opera. Bisogna anche... Ecco, facciamolo andare. Liebe ist die zarte Blüte, die mit süßem Zauberduft aufgekeimt in dem Gemüte und zur sanften Freude ruft. Liebe blüht in Rüschens Armen, an der holden Brust,
ecco. Sì, va bene. Doch, woran denk ich verwegen? Mich flieht der himmlische Segen. Schlangen vom Mund, sie zischen herauf, und die Macht der höllischen Nacht. Ah no, aspettate. Tückisch, tückisch, schwimmt sie den freudigen Lauf. Schlangen vom Mund, sie zischen. Allora, cosa dire riguardo alla qualità musicale di quest'opera? Quest'aria è molto bella, ci sono altri spunti notevoli, di ottima qualità in tutta quest'opera. I critici hanno espresso, nel corso del tempo, hanno espresso giudizi molto diversi su quest'opera, a volte anche radicalmente differenti. A questo proposito però va fatta una premessa. Data la rarità degli allestimenti teatrali e la totale assenza di incisioni discografiche fino al 1993, perché questi due CD che vi faccio vedere sono uno del 93 e uno del 94, alcuni studiosi hanno probabilmente dato dei giudizi sul Faust non solo senza averlo mai visto sulla scena, ma esclusivamente sulla base di una lettura al pianoforte dello spartito per canto e piano, e sappiamo quanto questo possa essere limitativo e fuorviante. Le prime incisioni discografiche sono appunto queste qui, sono quasi contemporanee e tra l'altro entrambe di eccellente qualità, ma risalgono ai primi anni 90 del secolo scorso. Winton Dean, musicologo ben noto, nella veneranda New Oxford History of Music, pubblicata per la prima volta nel 1957, esprime un'opinione risolutamente negativa sia sul compositore sia sull'opera, e pur riconoscendo a Spohr una grande importanza nella storia dell'opera tedesca, scrive testualmente, riduco la citazione: le più tipiche caratteristiche dello stile di Spohr erano la sua incapacità di svilupparsi, semmai regredì, e l'eccessiva dipendenza da un cromatismo di maniera senza riguardo al contesto. L'elemento demoniaco in Don Giovanni di Mozart, che era la sua opera preferita, lo colpì solo superficialmente, sebbene a quell'opera si dovesse senza dubbio la sua scelta di un baritono per il personaggio di Faust e l'enfasi posta sul suo appetito sessuale. L'impressione di mancanza di vita comunicata da tanta parte della sua musica, e questo è vero, soprattutto per la musica strumentale, è dovuta all'assenza di un'adeguata forza melodica, forza nella melodia e nel ritmo. Spohr non era un romantico, ma un reazionario strettamente legato a un singolo aspetto del suo unico grande predecessore. La fatale debolezza di Spohr come compositore operistico stava nel suo limitato talento per il teatro, quindi il che è vero solo in parte. E poi qui dice una cosa molto cattiva. Spohr aveva poca, per non dire nessuna, sensibilità per l'aria aperta, rifugiva gli aspetti più oscuri della psicologia umana, i soli che avrebbero potuto rendere convincenti i suoi soggetti, e di conseguenza fallì nel tentativo di mettere in luce il loro contenuto simbolico. Il coro delle streghe all'inizio del secondo atto andrebbe ugualmente bene per pastorelle e damigelle. Io adesso ve lo faccio sentire un minuto di questo coro, perché effettivamente non ha tutti i torti. Sentite l'introduzione è molto bella, molto notturna, weberiana.
Ecco. L'impressione è quella di un anticlimax, cioè tanto rumore per nulla. L'introduzione è molto bella, è molto carica di tensione, di aspettativa, e poi il corretto che segue è veramente un corretto, insomma, non particolarmente incisivo. Ha ragione Winton Dean quando dice che potrebbe essere un coro anche di damigelle o di fanciulle. Nella sua fondamentale biografia, Louis Spohr, a Critical Biography, pubblicata nell'84, Clive Brown si mostra invece assai meno polemico nei confronti del compositore e rivendica al Faust un ruolo fondamentale nella storia dell'opera tedesca. E dice, nella sua versione del 1813-18, Fausto fu una pietra miliare nello sviluppo dell'opera tedesca, il cui significato è stato troppo spesso oscurato dal Freischütz di Weber. La più ampia ed orevole popolarità dell'opera di Weber ha teso ad oscurare la natura radicale del risultato di Spohr nel Faust e il suo impatto sui contemporanei, incluso lo stesso Weber. L'intenzione di Spohr era per prima cosa e soprattutto puntare ad una veridicità drammatica, usare la musica come mezzo per saldare l'opera in un tutto coerenti. E quindi è un'opera molto significativa. Proprio il suo punto più debole è rappresentato proprio dalla debolezza nell'elemento demoniaco, probabilmente, che forse era la cosa che sarebbe dovuta essere più importante. Questa, se non altro, è la mia opinione. E quello che manca a Spohr, non solo nel Faust, ma in quasi tutta la sua musica, compreso i 16 concerti per violino che per motivi professionali mi sono dovuto sentire tutti, è la capacità appunto di creare temi memorabili che una volta ascoltati non si dimenticano più. È musica sempre nobile, strumentata in modo impeccabile, con armonie ricercate, mai prevedibili, ma a cui manca un po' di quel quid melodico capace di renderla unica. Il Faust andò in scena per la prima volta il 1° settembre del 1816 a Praga, sotto la direzione di Carl Maria Verweber. Non sappiamo neanche con quale cast, perché conosciamo solo il nome di 2 interpreti. A che punto sono? Sono quasi alla fine. Poi fu rappresentata negli anni successivi in diversi teatri tedeschi, finché diversi anni dopo Spohr era molto popolare in Inghilterra e la regina Elisabetta, la regina Vittoria, gli chiese esplicitamente di far rappresentare la sua opera in Inghilterra, però al teatro italiano, al teatro italiano, e quindi in lingua italiana, cosa che sicuramente non fece felice Spohr, perché Spohr detestava tutto ciò che era italiano e l'opera italiana in particolare, e per cui l'opera fu, la traduzione dell'opera fu affidata a questo signore qua. Qui sorvolo perché se no non finivo più, che si chiamava Manfredo Maggioni, era uno specialista di traduzioni di libretti francesi in lingua italiana, e così Spohr dovette vedersi la sua opera non solo rappresentata in italiano, ma con i recitativi al posto dei parlati, recitativi che lui stesso scrisse. E però dice: sì, certo, ho impiegato un sacco di tempo a spiegare a questi cantanti italiani com'era il modo corretto di eseguire la mia musica, perché ovviamente i cantanti italiani non sapevano cantare la sua opera, però dice che alla fine fu molto soddisfatto. E quindi in questa nuova versione il Faust di Spohr ritornò nei castelloni tedeschi. Peccato che qualche anno dopo arrivò sulla scena il Faust di Gounod, e Gounod era un musicista molto più dotato di Spohr, e il Faust di Spohr scomparve completamente dal repertorio finché negli anni 30 del secolo scorso fu ripreso, però non con grandissimo successo, non è mai diventato un'opera di repertorio, e adesso però possiamo sentirlo e giudicarlo con animo sgombro da pregiudizi, grazie anche a queste 2 bellissime incisioni, una coi recitativi e una coi parlati, e che dire,
è un'opera che comunque merita di essere sentita, un'opera importante nella storia dell'opera tedesca. Credo di aver finito. Grazie molto per questa descrizione così puntuale della figura di Spohr e in particolare di questa opera che prima o poi magari incideremo anche in italiano, ecco appunto, e in italiano tanto meno, no? Ecco. Benissimo, allora facciamo anche qui come nel caso precedente, assommiamo le tre relazioni e poi lasciamo la parola al pubblico. Quindi invito qui Paolo Calandrino, anche egli giovanissimo musicologo, formatosi al Conservatorio di Milano in quanto appunto alle discipline storico-critiche e analitiche, ma in realtà impegnato attivamente nell'ambito della didattica come docente nella scuola secondaria di primo grado e poi anche ha conseguito il diploma in pianoforte jazz presso sempre il Conservatorio di Milano in un tempo precedente all'impegno nell'ambito musicologico. È stato impegnato in tempi recenti nella edizione critica di prossima pubblicazione della Sinfonia JC1 di Giovan Battista Sammartini e attualmente è impegnato nella redazione della edizione critica di un concerto per violino assolutamente inedito e sconosciuto, il B511 di Alessandro Rolla per conto della Società Italiana di Musicologia. Qui ci parlerà invece di un'altra cosa che ovviamente è connessa al tema generale del nostro incontro, Der Vampyr di Marschner. A lui la parola, prego. Grazie. Sì, io mi sono occupato dell'opera Der Vampyr di Heinrich Marschner, che è andata in scena per la prima volta a Lipsia il 29 marzo del 1828 in pieno shower romantic. Mi sono occupato nello specifico di ricostruire in che modo la figura di Lord Ruthven, che è il nome del vampiro nell'Europa degli anni 30 dell'Ottocento, evolve e acquista spessore partendo dal celebre racconto di John Polidori fino ad arrivare al libretto di Walbrook musicato da Marschner. Mi sembra doveroso però prima dare un quadro della ricezione, seppur breve, e vorrei cominciare, per chi non conoscesse la trama e la trama del libretto, leggendo questo breve riassunto. Io ho consultato per ricostruire la ricezione l'archivio digitalizzato dei quotidiani tedeschi storici, c'è un bellissimo archivio realizzato dalla Biblioteca di Berlino. E, in una recensione appunto del 1830, nel presentare l'opera al pubblico, si fa un breve riassunto che vi propongo. Il Vampiro, grande opera romantica in 2 atti di Walbrook, musica di Marschner. Il soggetto di quest'opera è tratto dal noto racconto del poeta inglese Byron, Il Vampiro, ed è essenzialmente il seguente. Lord Ruthven, una di quelle creature immaginarie che il delirio di un'epoca oscura ha chiamato il vampiro, è caduto all'inferno, che tuttavia gli concede il periodo richiesto di 1 anno a condizione che gli sacrifichi 3 spose entro 24 ore. 2 di loro, Iante ed Emmy, che il vampiro ha saputo attirare nella sua rete perniciosa, sono già morte dissanguate come vittime di questo patto, e l'altra, Malvina, costretta dal padre a sposare Ruthven, sta per condividere la loro sorte quando Aubrey, il suo amante, a cui è stata legata la lingua da un pesante giuramento, salva l'amata svelando l'inganno. Le 24 ore concesse al vampiro sono trascorse senza che egli abbia potuto adempiere la sua promessa all'inferno, e l'inferno ora afferma il suo diritto su di lui. Come vedremo più avanti, a quell'epoca si credeva ancora che il racconto del vampiro fosse di Byron, perché era stato pubblicato con il nome di Byron per un errore dell'editore. Come viene recepita? Sicuramente si tratta di un grande successo, resta in cartellone per 15 anni.
Qualche qua vi leggo qualche stralcio. La prima opera che il direttore Lorenz ha rappresentato nel corso della scorsa settimana è stata il geniale Vampire di Marschner. Quando la pallida creatura infernale è apparsa per la prima volta sul palcoscenico di Lipsia, il pubblico ha tremato per l'orrore. Diverse signore hanno lasciato il teatro al primo atto. Le rappresentazioni successive, tuttavia, attirarono sempre un pubblico estremamente numeroso e così l'opera è rimasta nel repertorio tedesco per 15 anni. Ci appare ora come rinata, sembra essere un'opera contemporanea, come cambiano i gusti dei tempi. E qua siamo nel 1843. La fortuna di quest'opera è tanto immediata quanto fugace, forse a causa del soggetto scabroso, forse anche a causa del fatto che di lì a poco un altro grande compositore tedesco eclisserà la figura di Marschner, sto parlando del maestro di Bayreuth. In ogni caso l'opera si diffonde in Germania e approda anche in Inghilterra, dove si riporta la nota di addirittura 60 rappresentazioni nel corso di una singola stagione. In Germania, specie a Stoccarda e poi anche a Vienna, la sua diffusione è ritardata dalla coeva opera di Lindpaintner dallo stesso titolo, che però poi non avrà lo stesso successo. Fin dalle prime recensioni viene evidenziata il debito di Marschner nei confronti del linguaggio musicale di Weber, specie nella rappresentazione, nella caratterizzazione del mondo fantastico. E effettivamente e viene riscontrata anche una certa ricercatezza dal punto di vista armonico e in alcune critiche anche si fa riferimento forse dovrei andare avanti con le slide, in alcune recensioni si fa riferimento anche al fatto che non sempre le parti vocali sono appropriate ai registri. Leggo per esempio dal quotidiano della città di Aquisgrana nel 1830, la grande aria di Malvina è priva di melodiosità e grazia, è così eccessivamente alta che anche la migliore voce di soprano non è in grado di farne nulla. Accanto a questa ricerca espressiva, che in qualche modo crea anche un po' le premesse o comunque una linea di continuità che da Weber approderà a Wagner, c'è anche una vocazione popolare di Marschner, specie per esempio nel quartetto del secondo atto Im Herbst da muss man trinken, in autunno bisogna bere, che è un cantetto per voci maschili che avrà una grande fortuna e che ancora nel 1935 viene ricordato come la musica popolare più genuina e sentita, che dovrebbe essere custodita e amata nel nostro tempo. Si vede come Marschner viene inquadrato dalla storiografia moderna come l'anello di congiunzione tra Weber e Wagner, appunto, ma queste erano considerazioni che si facevano già per esempio nel 1895, quando si diceva che Marschner è il rappresentante più qualificato di quel romanzo horror con i suoi cavalieri, fantasmi, gnomi e streghe, dal quale il gusto si era completamente allontanato per immergersi nelle antiche divinità e leggende germaniche di Wagner. Questo no, è ancora la ricezione. Questa idea si consolida sempre più. Tra l'altro Wagner collaborò alla stesura del Vampiro scrivendo un'aria per il fratello Albert che doveva interpretare la parte di Aubry e non era soddisfatto della musica che aveva scritto Marschner. In generale comunque la critica tende a enfatizzare il debito di Marschner nei confronti di Weber e a minimizzare la sua influenza nei confronti di Wagner, forse perché appunto aveva adesso bisognerebbe un po' approfondire, però potrei azzardare che era questo suo aspetto quasi più votato alla ricerca anche del successo e quindi più disposto a scendere a compromessi con l'effetto dello spettacolo.
Nel 1925 si ha la prima edizione moderna curata dal direttore d'orchestra Hans Pfitzner, che appunto cercava di promuovere il reintegro della musica di Marschner nel canone tedesco, e però per un'edizione critica bisognerà aspettare il 2008. Quindi Marshall era un protagonista della sua epoca ed è per le sue opere che viene ricordato, ma è anche e soprattutto un elemento chiave nella costruzione del canone tedesco. Vorrei citare come ultimo elemento estrapolato da questi quotidiani, un parallelismo che viene fatto nel 1850 tra la struttura drammaturgica del Vampir e il Don Giovanni, perché come vedremo, sebbene esista una certa analogia, si possa intravedere per esempio nel duetto, fa diversi esempi, il duetto del secondo atto, un parallelismo con il duetto del Don Giovanni. Io poi non ho approfondito questo aspetto, perché quello che mi interessa invece argomentare più avanti è che la figura di Ruthven è in realtà profondamente diversa dal Don Giovanni. Vediamo quali sono le influenze letterarie, perché io mi sono occupato soprattutto delle influenze, l'ho già detto, di come si è arrivati al libretto. Ecco, questa immagine di Lord Ruthven è presente in un'edizione del Vampir Oder die Totenbraut del 1822 di Heinrich Ludwig Ritter, che è una delle trasposizioni per il teatro del romanzo di Polidori che verranno prese in esame più avanti. Cominciamo quindi il nostro percorso con quello che è stato il grande successo di questa figura narrativa, di questo personaggio narrativo, cioè The Vampire di John Polidori. È arcinota la vicenda del soggiorno estivo nel giugno del 1816 di Byron, Polidori e degli Schelli a Villa Diodati a Ginevra, così feconda per la storia della letteratura. Mary Shelley scriverà Frankenstein e Polidori scriverà The Vampire. La cosa interessante è che tra le loro letture vi era Fantasmagoriana, che come vedremo in qualche modo fa parte di un'influenza, è una delle influenze più dirette che io ho riscontrato proprio nella caratterizzazione di Lord Ruthven. Ma andiamo con ordine. Il primo testo direttamente collegabile al Vampiro di Polidori è il frammento di Byron dello stesso anno, pubblicato contro la volontà dell'autore in appendice a Mazeppa, dove viene descritta la scena del giuramento tra l'anonimo narratore e Auguste Darvel, che questo personaggio carismatico che muore in condizioni misteriose in un cimitero a Smirne. Tuttavia non si fa esplicito riferimento al vampirismo in questo frammento. Il nome Ruthven, che poi verrà sostituito da Dracula alla fine dell'Ottocento, quindi per dire vampiro bisognava dire Ruthven a quei tempi, deriva dal personaggio del Glenarvon di Caroline Lamb, che è stata la prima maîtresse en titre, la prima amante del Byron, la quale aveva rappresentato Byron stesso come il perfido Ruthven Glenarvon, fatale alle sue amanti, che finalmente è portato via dal diavolo, il quale per l'occasione assume la forma degli spettri delle vittime. Il Byron aveva parlato di vampiri nel Giaurro del 1813, dove Hassan, dopo aver giustiziato la schiava Leila, colpevole di averlo tradito con il Giaurro, viene condannato a diventare un vampiro. Ma relativamente alla descrizione, alla caratterizzazione del personaggio di Lord Ruthven in Polidori, io ho trovato una parentela piuttosto stretta con un personaggio che appare nella Mort Fiancée. Questa è la traduzione, la versione francese, l'originale tedesco è di Tottenbraut del 1811 di Friedrich Schulze, alias Friedrich Laun. Si tratta di una
un racconto con una cornice. Quello che avviene all'interno della cornice è, Schulz riporta un racconto popolare tramandato oralmente. A me non interessa quella parte quanto la cornice, perché nella cornice viene descritto un marchese italiano dal nome impronunciabile, che piomba in questa società annoiata, nei salotti di questa società annoiata, suscitando al tempo stesso inquietudine, ma anche curiosità e attrazione. E questa descrizione che sto facendo è comune al racconto di Polidori. La descrizione anche fisica, il pallore del volto, l'occhio grigio spento, si ritrovano anche in Schulz, ma poi un elemento in particolare, mi sembra un po' più una coincidenza, è il fatto che entrambi sono degli abilissimi giocatori al gioco del faraone, un gioco di carte del faraone, e che si divertono a vincere pur non mirando al guadagno. Questo mi sembra un elemento particolarmente significativo. Elementi precedenti sui vampiri nella letteratura, ve ne cito solo due. Nel 1801, nel poema di Robert Southey, Talab the Destroyer, vi è un accenno ai vampiri, e ancora prima, Augustin Calmet, nel traité sull'apparition des anges et vampires d'Hongrie, anche questo del 1751, che poi viene tradotto in inglese nel 59, c'è una descrizione del vampiro come mostro assetato di sangue. E questo, diciamo, per quanto riguarda i debiti che Polidori poteva avere con i suoi predecessori. Quando esce il racconto, scusate, sulle The Monthly Magazine, ha un grandissimo successo, viene subito tradotto in inglese e in tedesco, e stimola la produzione di adattamenti per il teatro, che hanno il merito di sviluppare la figura di Lord Ruthven e di portarlo a diventare quello che Mario Praz nel suo saggio indica come l'eroe byroniano. Vediamo dello specifico come questo processo è avvenuto. Il primo, procedo, diciamo, in ordine cronologico, ma a ritroso, in ordine di vicinanza, di prossimità con il Vampire di Marschner. Del 22, lo avevo accennato prima, è il dramma di Heinrich Ludwig Ritter e del Vampiro Oder di Tottenbrau, che però altro non è che la trasposizione in tedesco di quest'altro melodramma. La Ritter conserva fedelmente, segue fedelmente il testo francese, conserva i personaggi, l'articolazione delle scene, le indicazioni geografiche e i contenuti dei dialoghi, quindi non aggiunge molto alle Vampire invece alle Vampire di Carmouche, Jouffroy e Nodier. Sono tre drammaturghi francesi che nel giugno del 1820 al Théâtre de la Porte Saint-Martin portano in scena appunto le Vampire, a testimonianza di questa grande voga, di questa febbre dello Schwarzer Romantic. C'è il fatto che lo stesso Charles Nodier, sempre nel 1820, pubblica anche un romanzo intitolato Il vampiro. Ecco, qui in qualche modo il personaggio comincia a crescere, anche se non siamo ancora, non particolarmente, diciamo un pochino. Ruthven è qui ciò che Michael Booth definisce il remarkably resourceful villain, cioè il cattivo degno di note, pieno di risorse.
È un donnaiolo appassionato, fatalmente seducente, dotato di uno sguardo ipnotico. Inoltre si esprime con la retorica trasportata di un uomo fortemente emozionato alla vista della sua amata. Ad esempio, quando dice: "Oh, caro amico", riferendosi in realtà a cara amica, sarebbe da dire, "tutto il mio essere si rianima alla tua vista. Colpito dalla calamità, solitario su questa terra, mi hai visto sul punto di lasciare questa vita senza rimpiangere il nulla che mi inghiottiva per cercare un nulla ancora più sconosciuto. Solo questo angelo può richiamarmi alla vita, solo da lei dipendo per una nuova vita." Ma è con questo adattamento per il teatro di 2 mesi dopo, realizzato da James Robinson Blanchet, a Londra, e che per la realizzazione si è basato direttamente sul melodramma di Nodier. È qui che il personaggio comincia a crescere, perché un'aggiunta degna di nota la abbiamo quando Ruthven pronuncia un breve soliloquio in cui esprime il rimorso per ciò che deve fare e dice: "Demone sono io che cammino sulla terra per massacrare e divorare. Il poco cuore che rimane in questa creatura stregonesca, sostenuta solo dal sangue umano, si ritrae dall'atto spaventoso di seminare la miseria nel petto di questo vecchio signore. Margherita, infelice fanciulla, tu sei la mia preda predestinata. Il tuo sangue deve nutrire la vita di un vampiro e costituire il cibo del suo disgustoso banchetto." Questa è una grande novità, perché il vampiro si dissocia dalla sua natura e da semplice mostro comincia ad apparirci come qualcosa di un po' più vicino all'umano sentire. Il grado di autoconsapevolezza, il rimorso, rappresenta un'importante rottura rispetto alla caratterizzazione di Polidori dei drammaturghi francesi. Addirittura in un punto del melodramma si chiede se non può riuscire a risparmiare almeno una vittima. "Se dovessi sorprendere il suo cuore, come potrei fare con il mio incantesimo? Il tributo che prolunga l'esistenza potrebbe essere pagato e Margaret potrebbe essere risparmiata, almeno per un po'." Quindi nella versione inglese il vampiro acquisisce un senso di rimorso e quindi una certa simpatia da parte del pubblico, che altrimenti potrebbe considerare le sue avance romantiche come mera ipocrisia. E qua veniamo al libretto di Volbrook, perché io ho intitolato questa slide "Il giuramento infranto" e ho qua riportato questo passaggio del Don Juan di Molière, quando c'è Leporello che diceva: "Va, jure un peu, il n'y a pas de mal." Don Juan: "Prends-les, voilà, prends, te dis je mes jours donc." Et les pauvres: "Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim." Perché dice così? Perché il giuramento, come fa notare il curatore dell'edizione da cui ho preso la citazione, è un peccato mortale che, che comporta la perdita della propria anima. Questo era un tema condiviso e anche piuttosto antico, ed è proprio, a mio avviso, nel modo di inserire questo e di trattare drammaturgicamente o narrativamente questo tema che si riesce che si permette a Ruthven di acquisire una sfaccettatura ulteriore, perché in Polidori e negli adattamenti per il teatro presi in esame, il giuramento è ancora quello di A Fragment, è un espediente per creare quell'impasse in cui poi si trova Aubrey nel non poter rivelare alla sua amata che Ruthven in realtà è il vampiro. E quindi è legato poi all'articolazione dell'azione drammatica, mentre invece in Volbrook, dove questo aspetto non viene neanche menzionato, anzi viene dato per scontato, il giuramento, a un certo punto, Lord Ruthven ci fa capire che se è diventato ciò che è proprio a causa del fatto che è stato colpevole di spergiuro. Quando dice a Aubrey, lo esorta, cioè Aubrey gli dice: "Guarda che io romperò il giuramento, non mi fai paura." Lui dice: "Ah, provaci, credi forse che la natura fin dalla nascita mi avesse creato per l'orribile compito?"
Vai dunque, tradiscimi, gravi su di te la colpa dello spergiuro. Con dolce trionfo conduce a te l'amata, diventa marito, padre poi, è un uomo felicissimo, ma si avvicinerà il momento in cui migliaia di morsi di serpente ti strapperanno l'anima. Davanti al giudice, pauroso e pesante, essa apparirà e il severo parlerà. Lo spergiuro non si espia col pentimento, torna in modo orribile nella casa appena lasciata. Ecco, questo aspetto è molto interessante perché pone il vampiro in una condizione, cioè ci fa vedere che il vampiro è in quella condizione e non può che essere così. Quindi la nostra partecipazione con il suo destino è completa. E la cosa interessante sempre nella figura di Lord Ruthven, come viene caratterizzata da Volbrook e Marshall, è che accanto a questa, ecco per citare il dualismo, accanto a questo aspetto che rappresenta quasi una vittima, abbiamo proprio invece il compimento di quella figura del Byron, come la descrive Prats. Il senso morale del Byron, ci dice, vibra solo in condizioni eccezionali di crisi ed è solo nella penosa vibrazione di quel senso morale che il Byron prova quella euforia che è la sua particolare forma di voluttà, le bonheur dans les crimes, distruggersi e distruggere. Ecco, Lord Ruthven, quando appare nel primo atto, subito dopo il coro degli spiriti, pronuncia le parole "Ah, welche Lust", che bramosia, che desiderio, che bramosia di occhi belli, di seni fiorenti, da cui suggere in un bacio nuova vita con delizioso tremore. Quindi è pieno del desiderio, della voluttà, è ebbro della voluttà che gli procura l'essere un vampiro, ma allo stesso tempo, se è un vampiro, non è colpa sua e noi non lo possiamo condannare. È già stato giudicato e è già stato giudicato e condannato a questa esistenza terribile. Ai nostri occhi il personaggio acquista un'inedita profondità e diventa per noi un legittimo oggetto di interesse. Vorrei... Sì, ho finito. Vorrei dire una cosa. Io ho trovato molto interessante la figura di Planchet perché ci sono anche altri elementi, adesso non ho tempo, ma ci sono anche altri elementi che ho riscontrato che denotano una certa affinità con Volbrook e con Marschner. E quando viene rappresentato nel 1820 The Vampire or the Bride of the Isley, quindi il melodramma di Planchet a Londra, nelle sue memorie Planchet racconta di non aver avuto l'occasione di realizzare lo spettacolo con quelle che erano le sue reali intenzioni drammaturgiche e di averne avuto l'occasione invece nel 29, quando gli chiederanno di scrivere il libretto inglese dell'opera di Marschner, di cui si dice, sempre nelle sue memorie, molto soddisfatto. Questo ha acceso un po' la mia curiosità, mi sono messo a cercare e ho trovato il manoscritto del libretto inglese che è in possesso dell'Università di Cambridge e che non è stato edito, almeno io non ho trovato un'edizione moderna e volevo così lanciare questa proposta perché io sarei molto curioso di sapere di studiarlo, metterlo in un'edizione moderna in modo da poterlo confrontare con quello di Volbrook e perché no magari provare a portarlo in scena con il libretto inglese. Volevo salutarvi con una poesia di Giorgio Caproni che è del 1973, quindi siamo molto lontani, ma che mi sembrava bello, cioè mi sembrava in qualche modo collegata. Vi sono casi in cui accettare la solitudine può significare attingere Dio, ma v'è una stoica accettazione più nobile ancora, la solitudine senza Dio, irrespirabile per i più, dura in colore come un quarzo, nera e trasparente e tagliente come l'ossidiana. L'allegria che essa può dare è indicibile. È l'adito, troncata netta ogni speranza, a tutte le libertà possibili, compresa quella, la serpe che si morde la coda, di credere in Dio, pur sapendo definitivamente che Dio non c'è e non esiste. Grazie. Grazie anche per questo interessante contributo. Vediamo, Presidente, che qui fioccano proposte editoriali per l'attività del centro studi, vero? Benissimo.
Quindi grazie appunto per questa disamina molto puntuale dell'opera di Marschner, ma per tutte le connessioni che sono state presentate. E siamo giunti alla ultima relazione della giornata, Folletti e Fochi Fatui, Antonio Bazzini e il demonismo violinistico all'italiana, che verrà affrontata da Francesco Passadore, che appunto si sta avviando giustamente qui. Francesco Passadore rappresenta in pratica la musicologia italiana, in quanto è stato presidente della Società Italiana di Musicologia per ben 6 anni, e quindi ha rivestito il ruolo massimo all'interno di quell'istituzione, e prima di quello aveva occupato rivestito diversi ruoli al suo interno. E quindi ha passato vari ambiti dell'attività musicologica, ma al di là della Società Italiana di Musicologia ha svolto poi un'attività in collaborazione con didattica accademica, insomma con l'Università Ca' Foscari di Venezia, e poi una collaborazione editoriale ricchissima in ambito veneto in particolare, e poi ovviamente con le più importanti case editrici di musicologia in Italia, cataloghi di fondi sconosciuti e studi di attività all'interno di varie istituzioni ecclesiastiche e non, ecco, una serie di testi fondamentali per gli studiosi. Ha anche svolto un'attività accademica in quanto docente di storia della musica presso diversi conservatori italiani, e attualmente si sta dedicando ad una serie di altre attività che non diciamo perché forse ecco, non desidera che si sappiano, ma ancora più importanti in ambito accademico. E in questo contesto particolare appunto ci offre un contributo molto interessante, intrigante è un termine poco musicologico, però me lo consenti, dedicato ad Antonio Bazzini e a tutto ciò che probabilmente il violinismo attorno a lui ci procura. Prego. Grazie, no, più che altro non volevo annoiare il pubblico e far sapere che sono troppo vecchio, per quello ho fatto un po' di cose. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, naturalmente. Sì, vediamo se funziona. Il collega che ha aperto il pomeriggio parlava di una associazione fra Paganini e il demoniaco in Francia. Questa associazione nasce un pochino prima, come sappiamo, ed è indubbio che l'accostamento fra il sovrannaturale e Paganini abbia avuto origine nell'aprile del 1812 con la rappresentazione al Teatro della Scala di Milano del Ballo in 4 atti di Salvatore Viganò, La Noce di Benevento, cioè il Noce di Benevento, con musiche di Süssmayr, che mette in scena una leggenda popolare su ridde di streghe presso un vetusto noce, spettacolo che il violinista, cioè Paganini, probabilmente seguì in una delle diverse repliche. Il ballo venne rappresentato dopo il secondo e ultimo atto del dramma giocoso Il Cicisbeo burlato per le musiche di Ferdinando Orlandi. L'anno seguente Paganini si appropria del tema del secondo numero della partitura di Süssmayr, proprio quello in cui avviene il convegno delle streghe, e dà vita alla celebre composizione per violino orchestra intitolata appunto Le streghe. Si fa così? Quello di destra. Ecco, queste sono 2 frontespizzi di 2 trascrizioni per pianoforte delle streghe, dove vedete che le immagini non lasciano dubbi. Già c'è questa associazione, immagini peraltro reperibilissime, molto semplici da trovarsi. Quindi una introduzione e un larghetto precedono il tema, a sua volta seguito da 3 variazioni e un finale. La prima esecuzione pubblica ebbe luogo alla Scala il 29 ottobre del 13 e riscosse un grande successo. Ecco, se volete anche vedere un particolare di una delle 2, vedete che non mancano le allusioni al demoniaco, al sovrannaturale, al macabro, c'è di tutto decisamente. Dopodiché il mito diabolico di Paganini sarà alimentato da litografie che lo rappresentano nell'atto di suonare nelle pose più inverosimili e sgraziate, circondato da diavoli, streghe, scheletri e dalla leggenda di una lunga detenzione durante la quale il violinista avrebbe acquisito una tecnica trascendentale grazie ad un patto stretto col demonio.
Lo stesso Haydn, è stato citato questa mattina, sarà allo stesso tempo affascinato, turbato e sconvolto dall'inquietante violinista in occasione di un concerto che tenne ad Amburgo appunto nel 1830, si dice stamattina, in una allucinata recensione appunto di Haydn che fa tesoro di quanto di leggendario circolava su Paganini e aggiunge immagini e macabre demoniache e metamorfosi. Haydn nelle sue cronache musicali descrive gli atteggiamenti e la fisionomia del violinista nell'atto di suonare ed elenca le immagini che gli vengono suggerite dalle composizioni che Paganini esegue durante il suo concerto, ora languide e celestiali, ora macabre e popolate di apparizioni e suoni sovrannaturali. Paganini viene interpretato quale rivisitazione del mito di Fausto in chiave musicale, che sembra discendere dal leggendario demoniaco sogno di Giuseppe Tartini all'origine del celebre Trillo del Diavolo. Così Le streghe divenne ben presto una delle composizioni più eseguite dello stesso Paganini e contribuirono a rafforzare la leggenda del suo commercio col demonio, complici le trascendentali peculiarità tecniche che tormentano la parte solistica. Ecco una recensione di un'esecuzione che avvenne a Vienna, al Teatro di Corte. Ecco, fine della introduzione paganiniana. Intanto potete scorrerlo. Fra i violinisti che ereditarono lo spirito e soprattutto la tecnica virtuosistica di Paganini si distingue Antonio Bazzini, che a differenza del predecessore si impiegò oltre che nella didattica anche nell'attività compositiva indirizzata ai generi vocali da camera, teatrale, sacro e orchestrale. La sua produzione, dedicata al violino, sovente dalla spiccata fisionomia virtuosistica, conta, oltre a sonate e concerti, un significativo numero di composizioni singole o raccolte in sillogi, che si qualificano quali pezzi caratteristici, ognuna con un proprio titolo programmatico o evocativo, di carattere descrittivo, sentimentale, allusivo, indulgendo anche nella formula del quadretto salottiero. Le raccolte a stampa, prevalentemente edite presso Ricordi, presentano titoli espressi in francese, quali Morceau caractéristique, Des salons, lyrique, fantastique, en forme de sonate. Nel contesto figurano due composizioni per violino e pianoforte che nel titolo e nella condotta integrano il panorama musicale del genere sovrannaturale, riprendendo e anticipando titoli e formule che caratterizzeranno la musica demoniaca del XIX secolo. Si tratta di due pezzi composti nel 1847, il primo, cioè Esprit Follet, opera 18 numero 2, e lo scherzo fantastico, La Ronde de Lutin, opera 25, che ebbe maggiore fortuna rispetto al primo, in quanto oggetto di edizioni moderne, registrazioni audio e video. Su YouTube trovate molte esecuzioni, oltre ad essere entrato a pieno titolo nel repertorio di molti violinisti. Vale la pena anche ricordare che nel 1946 all'Opéra Comique di Parigi andò in scena la dannazione di Faust di Berlioz, che annovera fra i vari personaggi collettivi fuochi fatui e gnomi, come ben sapete. L'Esprit Follet è un titolo ricorrente nella letteratura musicale ottocentesca, specie in quella pianistica, più frequente nell'accezione di Feu Follet. Ecco, questo frontespizio è l'inizio di questo pezzo. L'Esprit Follet di Bazzini appartiene ai sei pezzi caratteristici per violino e pianoforte, opera 18, editi a Berlino da Schlesinger nel 1946 e da Ricordi nel 1947, ed è posto in seconda posizione rispetto all'elegia L'Absence, eseguito da Le Gondolier, La Zingara, Espoir, cioè Speranza, Fête Campetre. L'Esprit Follet, appunto, è l'unico pezzo della raccolta che presenta una connotazione sovrannaturale, mentre gli altri traducono atteggiamenti intimistici o sentimentali. I titoli ne fanno fede. Ognuna di queste pagine esprime caratteri diversi e rappresenta scene e figure umane caratterizzanti stati d'animo, sentimenti di varia natura, di volta in volta anticipati da uno specifico titolo, così da rientrare a pieno titolo nella categoria del pezzo di carattere con evidenti intenti descrittivi.
Della raccolta se ne trova traccia in 3 lettere indirizzate a Giovanni Ricordi nel giugno e dell'agosto del 47. Nelle prime 2 Bazzini chiede notizie della ristampa dei 6 pezzi, mentre nella seconda annuncia che di lì a qualche giorno sarebbe passato a Milano per ritirarne qualche copia. Non è noto l'anno della composizione di Esprit Follet, mentre è assodato che l'altro pezzo, la Ronde de Lutin, venne scritta a Firenze nel 1847 ed è ipotizzabile che i 2 pezzi siano stati composti a breve distanza l'uno dall'altro, forse 1 o 2 anni. Anzi, l'Esprit Follet potrebbe avere avuto una funzione quasi preparatoria alla Ronde, mentre alla luce delle migliori, cioè anche alla luce delle maggiori doti virtuosistiche richieste dalla seconda composizione rispetto alla prima. Come vedete è il seguito del pezzo, tanto per darvi un'idea, che purtroppo non posso farvi sentire perché non credo, non ne trovate, esistano incisioni, quindi mettiamoci al lavoro. La composizione, potrei essere io a non conoscere però l'esistenza di qualche esecuzione. La composizione fu oggetto di laboriose trattative con editori d'Oltralpe in merito alla concessione di diritti da parte di editori francesi, Richaud, Léon Escudier, e tedeschi Schott, per appunto le cessioni di diritti a Ricordi, e alla pubblicazione di 2 versioni pianistiche che avrebbero dovuto essere realizzate da Ernest Aberbier e da Adolfo Fumagalli, come traspare da alcune lettere indirizzate a Giovanni e Tito Ricordi nell'autunno del 52, però il progetto non andò in porto. Diversamente anche Richaud e Schott pubblicarono la versione originale per violino e pianoforte. In poco tempo la Ronde diventerà uno dei cavalli di battaglia del compositore violinista e rappresenterà uno dei momenti significativi del suo violinismo e del suo virtuosismo violinistico. Qui più orientato verso i modelli lisztiani, direi, piuttosto che verso quelli paganiniani. È inoltre assodato che la Ronde abbia avuto una lunga vita manoscritta prima di approdare alle stampe nel dicembre del 52 per i tipi di ricordi, e con una dedica rivolta all'amico violinista Heinrich Wilhelm Ernst. Se già nel maggio del 47 Bazzini ne scriveva al marchese Leonardi Martellini come di un pezzo ormai famoso che riscuoteva grandi successi di pubblico, al punto da doverlo bissare in un concerto che tenne a Livorno il 2 maggio di quell'anno. Ne consegue che la versione approdata alla stampa potrebbe essere frutto di diversi rimaneggiamenti e perfezionamenti operati da Bazzini, conseguenti alle molte esecuzioni proposte nel corso di un lustro nei suoi concerti, che avranno così acquisito il ruolo di banco di prova. Ma già il mese precedente sulla Gazzetta Milanese appariva, ecco, avevo dimenticato di cambiare, si tratta di 2 edizioni, vedete, addirittura con il titolo La Redda sbagliata, e notate come il titolo sia in francese e venga posto poi in italiano. Lo stesso Bazzini scriveva che il titolo originale doveva essere comunque quello da considerarsi quello italiano. Paio di recensioni che potete scorrere. La Gazzetta Milanese appariva una recensione di un concerto fiorentino al Teatro del Cocomero, a conclusione del quale Bazzini aveva proposto la Ronde. Il pirata veneziano nell'aprile del 52 osannava il compositore soffermandosi sulla stessa composizione. Incontenibile poi l'entusiasmo del critico della fama della Gazzetta Musicale di Napoli, che recensì il concerto che Bazzini tenne al Teatro Carignano di Torino nel novembre del 52. Incoronandolo erede di Paganini, scriveva l'unico degno di conservare e trasmettere accresciuta ai futuri la fama di Paganini. In quell'occasione Bazzini suonò il Carnevale di Venezia, la lontananza, l'adagio della Beatrice di Tenda, la fantasia sulla Lucia di Lammermoor e poi la ridda dei folletti, la traduzione italiana, insomma. E di quest'ultimo pezzo scriveva: bizzarro componimento in cui non sapremmo se sia più da commendarsi la venustà dei modi o l'originalità del pensiero.
Ricordi invece si prodiga nel dare notizia della pubblicazione della rassegna bibliografica della propria gazzetta con toni entusiastici, ed è il terzo, ma credo siano documenti ben noti. La Ronda difende così uno dei pezzi caratterizzanti della carriera concertistica di Bazzini, fino ad essere sempre più presente nei suoi programmi, assieme all'Absence, l'Opera 22, e alla Fantasia sull'Anna Bolena, e ad essere sempre più spesso proposta quale bis a conclusione delle sue esibizioni pubbliche, perlomeno fino al concerto del 25 agosto 1871 presso la Società Apollinia di Venezia, durante la quale il pezzo venne eseguito 2 volte, nonostante il caldo opprimente che gravava quella sera sul pubblico. Esprit Follet è la traduzione francese di fuoco fatuo. I fuochi fatui sono le fiammelle bluastre dal nucleo giallo di breve durata prodotte dalla putrefazione di cadaveri insepolti o tumulati sotto un sottile strato di terra, oppure in presenza di acqua stagnante, paludi, stagni. In passato erano visibili nei cimiteri quando si utilizzavano bare in legno prive di rivestimento interno in zinco. Il fenomeno è visibile solo al buio ed è originato dalla spontanea combustione di idrogeno e fosforo generati dalla decomposizione della materia organica, delle ossa soprattutto, quando vengono a contatto questi gas con l'ossigeno. Queste fiammelle, sospese a pochi centimetri dal suolo, sono sensibili agli spostamenti d'aria, cosicché sembrano inseguire, seppure per pochi metri, chiunque inavvertitamente si avvicini a loro, generando il terrore degli incauti malcapitati. Anche mia madre mi raccontò che gli è successa una cosa del genere. Secondo la credenza popolare, i fuochi fatui rappresentavano le anime dei morti che vagavano in attesa di entrare al purgatorio. Quindi gli ingredienti ci sono tutti: il cimitero, la morte, la decomposizione dei corpi, le anime dei trapassati, il colore inquietante delle fiammelle e il loro tremolio, la mobilità di queste fiammelle che a volte sembrano avere una vita propria. La composizione di Bazzini, in sole 47 battute, mi riferisco all'Esprit Follet, tenta di tradurre tutto ciò, edulcorandolo in un contesto salottiero. Dunque il macabro mondato dei risvolti più truculenti. Sopravvivono il baluginio, i guizzi di luce, la mobilità, la sorpresa. L'Esprit Follet non rappresenta tratti di spiccato virtuosismo, come avete potuto notare. Non passaggi acrobatici, arpeggi acrobatici, suoni armonici, doppie corde, salti di registro, colpi d'arco, e neppure insistenti permanenze dello strumento ad arco nel registro sovracuto o altre formule tipiche della tecnica trascendentale violinistica, atte a strabiliare il pubblico e a mettere a dura prova le capacità dell'interprete. Come notate, vediamo un po', ecco, un solo arpeggio, quello conclusivo in Mi maggiore, poi è l'unico arpeggio che si trova. Il pezzo si presenta come una sorta di moto perpetuo, come vedete, con la fisionomia dello studio sulle note legate che procedono di grado in brevi scalette di sestine, che a volte si interrompono sulla quinta nota, poiché l'ultima viene sostituita da una pausa. Il pianoforte è più relegato al ruolo di sostegno ritmico armonico, come in gran parte di questo genere, con la sola eccezione delle prime 3 misure nelle quali col contributo di 2 accordi pizzicati il violino si presenta in scena, come dire il diavolo o comunque il sovrannaturale appare. Queste 3 misure hanno il compito di sorprendere l'uditorio, grazie anche alla successiva misura di silenzio che crea l'aspettativa. Il violino si annuncia con 2 accordi pizzicati, dopodiché prende il totale sopravvento sulla tastiera, il cui compito sarà quello di mantenere il costante ritmo di tarantella che contraddistingue il pezzo. Una tarantella macabra, se volete, come quella dell'ultimo tempo del quartetto La morte del fanciullo di Schubert, se vogliamo fare un esempio importante. La morte e la danza, i morti che danzano, ossia un'associazione macabra che fin dal Medioevo ha goduto di una rigogliosa quanto minacciosa iconografia. Pensiamo a tutte le danze della morte che si trovano in giro per il mondo, specialmente anche in Italia. Dal macabro al fantastico, ossia dai fuochi fatui ai folletti, non più cimiteri, corpi in decomposizione e visioni spettrali, bensì spiritelli inquieti e ipercinetici, prevalentemente di natura benevola,
dediti a somministrare scherzi, a volte dagli esiti nefasti agli umani. Si divertono a cambiare posto agli oggetti nelle case, li si rappresenta vestiti di rosso con berretto a sonagli, indossando scarpe di vetro, amano la musica e la danza e sono luminescenti. Sono di statura piccolissima e incorporei, peculiarità che consente loro di guizzare nell'aria. La credenza popolare vuole che l'anima voli via dal corpo dopo la morte, liberandosi come una farfalla o un uccello. Infatti, ronde, siamo alla ronda del Lutin, o in italiano ridda, corrisponde a danza circolare, vorticosa, al limite del caos, e il termine ben si attaglia alle entità sovrannaturali che Bazzini vuole evocare. Anche in questo caso il pezzo si apre nella tonalità di Mi minore per concludersi nell'omologa maggiore. La maggiore estensione della pagina consente un'adozione di una struttura più articolata rispetto al precedente pezzo e una maggiore varietà armonica. Pazzini propone il titolo in francese ponendo tra parentesi in caratteri minori la versione italiana Rida di Folletti, che a suo dire è quello originale. Il pezzo si presenta come una danza parossistica e traduce il concetto di ridda, ossia di danza sfrenata, sfrenatezza che viene coniugata anche dalla tecnica trascendentale indispensabile per affrontare il pezzo. Balza immediatamente agli occhi e subito dopo alle orecchie la varietà di asperità tecniche che l'interprete deve affrontare. La sua struttura è abbastanza semplice, proprio perché allude a una danza di origini popolari. Prevalentemente il pezzo procede per periodi di 8 misure costituiti ognuna da 2 frasi di 4. Quasi sempre la seconda frase ripete la prima trasportandola tonalmente o variando nelle ultime 2 misure. Il ruolo del pianoforte è sempre del sostegno armonico e gli è precluso quasi al solito. Potremmo sentire qualche nota. C'era, eh? C'era. L'ho sentito prima, eh? Sì, no, l'ho sentito. C'era, giuro. È il sovrannaturale che... Si vede, sì. Se toglie l'immagine... È da YouTube, eh? Grazie. Bazzini frequenterà nuovamente il sovrannaturale di Leo Ventennio, precisamente nella terza parte della sua opera lirica, un'azione fantastica, la chiama La Turanda, la Turandot, andata in scena alla Scala nel 1867. La seconda scena accoglie incantesimi e evocazioni sovrannaturali e si svolge nel laboratorio di Ormuz destinato agli studi e alle evocazioni magiche, arredato con sfingi, mummie, immagini grottesche, simboli e decorazioni convenienti, oggetti che appaiono e scompaiono, visioni. Turanda ricorre alla magia del mago Ormuz per scoprire il nome del principe ignoto. E il mago evoca prima gli spiriti del bene, poi quelli del male, dando vita a una scena di zoroastresimo. È lo stesso mago a dichiarare di derivare il suo potere da quello di Zoroastro. Si alternano visioni benigne e rassicuranti ad altre decisamente minacciose, paragonabili a quelle delle scene infernali che si svolge nella gola del lupo del Franco Cacciatore di Weber. Ecco qua, in margine
mantenendoci temporalmente molto prossimi alle due composizioni di Bazzini, pare opportuno un cenno al contributo demoniaco di Giuseppe Austri, vissuto fra il 823 e l'84, e devo questa segnalazione all'amico sempre prezioso Danilo Prefumo. Ce l'avevo sotto gli occhi ma non mi rendevo conto, ma ci voleva lui per farmi aprire gli occhi. Ecco, questo pezzo precede di un paio d'anni l'Esprit Follet. Austri, violinista piacentino, allievo di Carlo Bignami, è autore di questa fantasia Le Noces du Diable, cioè Le nozze del diavolo, un titolo quantomeno accattivante ma anche un po' preoccupante, direi. Della sua biografia non si conosce molto. Sono le gazzette dell'epoca a dar conto del suo talento quale virtuoso, che esibiva questo talento nelle accademie private, pubbliche, tenute in patria e in diversi paesi d'Europa. I toni sono entusiastici, si giunge perfino a profetizzarlo imminente rivale di Sivori, Bazzini, Grassi e Bianchi. Pare abbia concluso la sua vita in miseria. Scusate, quella precedente. Sì, in miseria, dimenticato dai suoi cittadini e proprio andava ramingo per la città e qui si ricorda, ma ricordate quel tale che andava in giro, cavava del suono splendido del suo violino, ma si presentava come un pezzente, probabilmente aveva avuto problemi di testa e finì in quel modo. Questo è quel poco che ho ricavato. E con altre recensioni invece che lo danno come un grande violinista che girò l'Italia, girò l'Europa. Poi se volete rileggere. Ecco, queste sono le due edizioni che si conoscono. La composizione venne pubblicata nel 1945 sia nella versione per violino e quartetto d'archi, e lì c'è il frontespizio, sia in quella con accompagnamento pianistico. In entrambi i casi parti staccate, quindi pianoforte da una parte, violino dall'altra, e nell'altro caso per quartetto d'archi e pianoforte. Non ci sono le partiture, perché adesso non potrò farvi vedere in partitura violino e pianoforte, ma solo per il violino. Ma per quel che fa il pianoforte non ci perdiamo nulla. Pare che la versione originale però fosse per violino e orchestra, purtroppo andata perduta. Vedete che è il frontespizio che venne eseguita anche in presenza di Liszt questa composizione. Se si dà un'occhiata alle diverse composizioni di Austri che si trovano anche su IMSLP, su Petrucci, la biblioteca Petrucci, era solito avviare le sue composizioni, vedete, e la parte violinistica naturalmente, con un'ampia sezione cantabile per poi addensare la scrittura specie sul piano della tecnica violinistica. E anche in questo caso non si smentisce, apre con una maestosa introduzione in figurazioni puntate per poi cedere il passo cantabile che fa suonare il violino sulla quarta corda. Come non riandare alle variazioni di Paganini sul Mosè di Rossini? Segue poi un tema e una variazione. Quindi qui l'avete visto tutto in questo modo. Quindi il larghetto che riprende l'introduzione e predispone l'ampio finale virtuosistico. Ecco, nonostante una sezione sia dichiarata variazione, come avete visto prima, anche il finale procede per progressive variazioni esornative, presentando la melodia con formulazioni diverse. Non vi sono notizie sull'origine della composizione e sulla motivazione del titolo. Magari lo scopriremo, no, scoprirò, spero, ma forse no. Non pensavo fosse legata a qualche racconto, a qualche dramma, non lo so per il momento. Questa composizione alterna momenti cantabili dai toni sentimentali ad altri di spiccato virtuosismo, quasi a rappresentare i caratteri dei due nubendi, la dolcezza femminile e l'irrequietezza demoniaca. Insomma, un matrimonio dagli esiti quanto mai imprevedibili e preoccupanti. L'esecuzione che posso farvi sentire, sempre grazie all'amico Danilo Prefumo, è tenuta da Marco Rogliano, violinista, e Marco Alpi, pianoforte. Credo sia un CD che sta per uscire. Ecco. Tutta una serie di inediti di questo autore. E posso farla sentire grazie all'autorizzazione del violinista che ha concesso di farla sentire. Quindi sentiamo la seconda parte, le seconde 3 pagine.
Quindi è una novità, non merito mio. Merito si può ingrandire? Grazie. Ecco, pianoforte si può anche non vedere. Aveva sentito quando... Beh, dai, la relazione era leggerina, ma la musica è simpatica, grazie. Non abbandonare la piazza, Francesco, rimani qui. No, magari c'è qualcuno che vuole sollecitare che ha qualche richiesta da avanzare. Prego, la professoressa Cazzo. Come dire, in questo c'è un handicap, anche un po' di analfabetismo della lettura delle note, eccetera. Però L'importante è mi ascoltare. scuserete per questo. No, io invece volevo osservare una cosa sulla relazione che ha riguardato del professor Prefumo, che riguarda Spohr, perché mi è venuto cioè mi è entrata una pulce nell'orecchio quando ho sentito
della sostituzione della figura di Gretchen con Kunigunde, giusto? Ho capito giusto? Ecco, non c'è Gretchen o c'è lo stesso? E ecco, mi può dare un identikit di questa Kunigunde? Perché il 17 marzo del 1810 fu rappresentato al Theater an der Wien la Käthchen von Heilbronn di Kleist, dove c'è la Kunigunde von Turneck, che è un personaggio piuttosto Allora, guardi, sgradevole e malvagio. no, Non so se- Kunigunde però- non è malvagia. Quindi, e poi lei sa meglio di me che Kunigunde è un nome che Certo. compare spesso nella letteratura Sì. No, ma è il tedesca. luogo che mi Tedesca ha animato per il guardi, Theater an der Wien. la cosa più semplice non ha caratteristiche negative. O perlomeno non particolarmente negative. Lei è innamorata di Hugo e sta per sposarlo. Ma ovviamente Faust, in virtù del patto che ha fatto col diavolo, cerca di sedurla durante la cerimonia di nozze, quindi lei è innamorata di Hugo. E però Ugo si rende conto di questo, si sfidano a duello, diciamo, non proprio, insomma, si sfidano e Fausto uccide Ugo, dopodiché deve scappare e lì poi la situazione precipita. E quindi Kunigunde in questo è sullo sfondo, non è parte attiva, è parte passiva, mentre Röschen è più affine a Margarete, perché è una figura più dolce, più delicata, è una figura di donna sconfitta. C'è una contesa, e dato che il Käthchen von Heilbronn di quando è? è rappresentato la prima volta al Theater an der Wien. Allora, è molto interessante. Lei trova facilmente il libretto di Faust, credo che lo trovi lo trova su internet, anche in traduzione, vabbè, a lei non importa, ma insomma c'è anche la traduzione italiana. Io non l'ho portato con me, comunque se vuole Io però la Käthchen von Heilbronn di Kleist non la conosco, quindi non le posso dire. Ecco, io leggo la Käthchen von Heilbronn. Cosa Vampirismus di Eva Hoffmann è del 1821 ed è sulla scia di questi discorsi. Fra l'altro questo racconto viene da un precedente dove si parla di un pipistrello, perché Hoffmann si occupava molto degli scritti di Spallanzani che alla fine del Settecento riguardavano il sesto senso, e dal notturno di Hoffmann, che si intitola La casa disabitata, c'è un filo rosso che conduce fino a questo testo Vampirismus del 1821. Volevo dirglielo. No, ma è molto interessante. E poi, visto che stiamo parlando di Hoffmann nel 1812, adesso non ricordo bene l'anno, musica La Undine sul testo di Lamotte Fouquet, che è un altro testo fondamentale che apre il... o Camisso, che dir si voglia, e quindi c'è tutta una relazione molto interessante. Va bene. Sì, poi chiudiamo perché Sì, dobbiamo devo chiudere dire qualcosa su Der Vampir, perché è un'opera gustosissima, secondo me, mi fa molto piacere che ci sia un altro è proprio, cioè, piena di robe molto molto belle. Purtroppo da noi è poco frequentata perché c'è stata l'ultima, credo sia stata a Bologna, la rappresentazione. Per quel che riguarda le versioni inglesi, gli inglesi hanno capito le potenzialità dell'opera, infatti nel 92 il canale BBC 2 ha trasmesso un musical a puntate, si chiamava The Vampire a Soap Opera, che era proprio l'opera di Marschner, che era stata fatta a puntate in una versione quasi erotica, per quello che può essere un canale BBC, e il testo, dato che gli inglesi le cose le fanno bene, era stato affidato a Charles Hart, che è il librettista di The Phantom of the Opera di Lloyd Webber, quindi praticamente
c'è. Circa 10 anni fa, invece, all'Opera di Boston è stata messa in scena una versione dell'opera di Marshall con un altro libretto fatto da un americano, non so il nome, e che riprendeva l'estetica dei libri e dei film della serie Twilight. E la cosa divertente è che, dato che è tutto associato sempre alla musica dei Muse, invece incredibilmente Twilight appare con la musica di Marshall, cosa incredibile. Grazie. Va bene, io ringrazio intanto l'Accademia che ci ha ospitato, perché è un luogo ideale e splendido per poter conversare amabilmente come abbiamo fatto tutta la giornata. Ringrazio il tecnico che ci ha assistito pazientemente per tutta la giornata e ringrazio naturalmente i relatori che si sono susseguiti. Naturalmente al più presto mi farò vivo con voi e comincerò a perseguitarvi per avere i testi scritti per poter poi procedere con gli atti. Grazie e alla prossima.